Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali e anche quest'oggi come sempre staremo insieme fino alle 14:30 con tutte le notizie di cronaca e gli approfondimenti di attualità. È una giornata particolarmente densa di eventi, quella di oggi, ma anche di tanti episodi di cronaca. Ci collegheremo tra poco con Padova, dove sta per cominciare una conferenza sulla sanità del Partito Democratico per il sostegno alla sanità pubblica, ma poi andremo anche a Venezia per un importante protocollo che è stato sottoscritto in tema di giustizia alla presenza del ministro Carlo Nordio, un protocollo che prevede degli alloggi calmierati per i dipendenti appunto dei tribunali in sedi disagiate come quella di Venezia, per far fronte al difficile problema appunto della carenza di personale amministrativo. Ma poi andremo anche a Treviso con la cronaca, perché è di questi minuti la notizia del ricovero in terapia intensiva di un ragazzino di 15 anni che è stato contagiato da meningite batterica e è di queste ore anche sempre da Treviso la notizia della nuova aggressione, di un nuovo episodio di aggressione nei confronti di un medico di base accaduto a Pieve di Soligo. Tanti dunque gli argomenti di quest'oggi, poi naturalmente avremo i nostri spazi di approfondimento dedicati quest'oggi alla politica, con il confronto tra candidati in vista delle elezioni amministrative a Treviso, e avremo poi un approfondimento sul disagio mentale, un problema che sta purtroppo coinvolgendo tante persone. Ma cominciamo con la cronaca che ci porta nel Vicentino, dove c'è stato l'ennesimo incidente stradale, l'ennesima tragedia della strada. Nello schianto tra un'auto ed una moto lungo la Postumia è deceduto il conducente del motociclo. Tragico schianto in nottata ad Anconetta lungo la Postumia tra una moto e un'auto. Nell'impatto, dovuto a cause in corso di accertamento, ha perso la vita l'uomo che era alla guida del motociclo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM e la polizia locale per i rilievi. In Polesine ora con il giallo di Ariano, i 5 fucili che sono stati sequestrati al vicino di casa della donna morta con, pare appunto, un proiettile in testa. I 5 fucili non hanno sparato. Si attendono dall'autopsia risposte importanti sul giallo della morte di Irkia Nawi, la 32enne mamma marocchina trovata agonizzante martedì pomeriggio dai figli di 8 e 11 anni quando sono rientrati da scuola nella loro casa di Ariano nel Polesine. La giovane donna aveva un piccolo foro alla nuca dal quale usciva sangue. Solo dopo il trasporto in ospedale la TAC ha rilevato la presenza di un piccolo proiettile che dovrà essere analizzato. La ferita è stata letale perché nella tarda serata di mercoledì Irkia è stata dichiarata morta. Anche la procura di Rovigo, che indaga per omicidio nell'unica nota ufficiale diffusa, parla di ferimento alla testa presumibilmente a causa di un proiettile. I carabinieri hanno sequestrato tutti i fucili del vicino di casa che insieme ai figli della donna ha dato l'allarme. L'anziano è un cacciatore. Da un primo esame sembrerebbe che nessuno di questi avesse sparato. Gli investigatori stanno cercando un'arma più piccola, una pistola o forse uno sparachiodi. Ecco, allora ci chiedono la linea i colleghi di Padova, torneremo dopo su questo tema. È iniziata proprio ora la conferenza stampa del Partito Democratico sulla sanità pubblica. Sentiamo le parole di Andrea Martella, segretario. E comunque non dà delle risposte a queste priorità. Noi oggi indichiamo una campagna per incalzarla, perché possano essere affrontati quei nodi fondamentali che non possono più essere lasciati così come sono. Mi riferisco innanzitutto ai tempi infiniti delle liste d'attesa, tempi che vanno assolutamente ridotti. La salute è anche tempo. Se non si riesce ad avere una diagnosi, una cura perché non si ha una visita, è evidente che i cittadini sono costretti o a non curarsi o a scegliere il privato.
La salute è anche la necessità di aumentare il numero dei medici di medicina generale, che sono carenti in tantissime realtà della nostra regione. La salute è anche la necessità di aumentare il numero dei professionisti, medici e infermieri, nei nostri ospedali, a partire dai pronto soccorso. Tutti quanti sappiamo quanto siano lunghe anche lì le attese se un cittadino ha necessità di avere delle cure. Insomma, più passa il tempo, più la salute di ognuno di noi è a rischio, e questo è una giustizia per quanto ci riguarda del tutto insostenibile, perché se le cure non vengono assicurate nei tempi prescritti si rischia di compromettere la salute, perché se non si trova il proprio medico di medicina generale si incentiva l'accesso improprio al pronto soccorso, ove peraltro, come ho detto prima, mancano i medici, perché se non ci sono cure appropriate e tempestive succede anche che i cittadini abbiano danni irreversibili in un ambito particolare come quello della salute mentale. E quando si apprende che in Veneto ci sono, nel 2022, abbiamo tutti i dati, su 29 milioni di prescrizioni sono state erogate solo 16 milioni, quindi 13 milioni di cittadini non hanno avuto le cure, ci indica proprio che siamo di fronte ad un venir meno di quelle che sono le ragioni del sistema sanitario regionale. E quindi noi dobbiamo essere ben consapevoli che la Regione deve intervenire. Zaia non può continuamente fare lo scaricabarile. È evidente che la nostra è una sanità, viene spesso ripetuto, di eccellenza, perché eccellenti sono i medici, i professionisti, ma non è più eccellente per quanto riguarda la sua organizzazione regionale. Ed è su questo che dobbiamo intervenire, perché basti dire che in Veneto la spesa sanitaria per la salute mentale, per esempio, è penultima in tutta Italia, e la spesa privata dei cittadini supera i 730 euro pro capite ed è tra le più elevate in Italia, cioè la terza dopo la Lombardia e il Lazio. È evidente, insomma, che c'è qualcosa che non funziona, che su tutto questo è necessario intervenire. Noi oggi lanciamo questa nostra campagna, questi sono i 4 punti del nostro materiale: liste di attesa insopportabili, carenza di medici di medicina generale, tutela della salute mentale per giovani e adulti e un maggior numero di operatori, di medici, di professionisti della salute. Su questi temi raccoglieremo le firme con un modulo in cui cittadini potranno rivolgere, sottoscrivendo queste domande alla Regione, lo potranno firmare, si potrà firmare sia su questo modello cartaceo sia con il sistema online. Oggi insieme a me, come vedete, è presente Anna Maria Bigon, vicepresidente della Commissione che si occupa di sanità e di salute. Devo dire che lei e tutti gli altri consiglieri regionali hanno svolto nel corso di questi anni una battaglia molto importante in Consiglio regionale per denunciare le mancanze e per avanzare le nostre proposte. Ma oggi sentiamo il bisogno di fare ancora di più e di fare in modo che la battaglia a livello istituzionale possa essere accompagnata da una grande mobilitazione, e abbiamo deciso di avviarla perché serve un'alleanza con tutti i cittadini per imprimere un cambiamento a questo tran solito, a questo tran ormai ripetuto nel corso di tutti questi anni della Giunta regionale. Ecco allora perché abbiamo questa campagna e perché nei prossimi giorni inizieremo a raccogliere le firme nelle piazze, nei quartieri, nelle realtà più grandi e in quelle più piccole della nostra regione. Grazie, io cedo la parola a Anna Maria Bigon
per un breve intervento, poi anche ad Alessandro Basso, che è responsabile dell'organizzazione, per una anche illustrazione delle modalità della nostra campagna. Però prima di dare la parola a Anna Maria, vorrei dare la parola a Claudio Beltramello, che è un medico oggi impegnato al lavoro in una pausa e che è anche il nostro responsabile delle questioni della sanità e di un gruppo che abbiamo formato molto attivo che si occupa di sociale e di sanità, e a lui vorrei dare brevemente la parola, Claudio, perché siamo in diretta con le TV e quindi i tempi devono essere abbastanza veloci. Quindi Claudio, poi Anna Maria. Prego Claudio. Lo vedete qui, pensa. Allora, io vorrei collegare perché abbiamo scelto questi 4 temi tra i numerosi purtroppo di problematiche che si trova ad avere il sistema sanitario veneto, perché sono collegati facilmente e intuitivamente ai 3 valori fondanti di un sistema sanitario pubblico e del nostro, in particolare quello della nostra finanza. L'universalità, l'uguaglianza e l'equità, i pilastri fondamentali. Universalità che cosa significa? Significa capillarità, arrivare dappertutto a tutti, e allora i medici di medicina generale a simbolo di questa garanzia dell'universalità. Il secondo pilastro è l'uguaglianza di accesso, e quindi quando ci sono liste d'attesa si generano disuguaglianze. E i dati oggi sono a Bologna, alla conferenza nazionale del CIMLE, proprio per il salvataggio della sanità pubblica a livello nazionale, il 10% delle persone sta rinunciando alle cure in questo momento. E quindi si creano disuguaglianze. Chi può trova attraverso il pagamento delle prestazioni una risposta, e chi non può aspetta o rinuncia alle cure. L'ultimo pilastro è l'equità di trattamento proporzionale ai bisogni. Questo dice la legge istitutiva del sistema sanitario nazionale, e abbiamo simbolicamente voluto parlare di psichiatria, di ambito di salute mentale degli adulti e dei minori, perché queste fragilità meritano una risposta equa. Dopo il Covid i bisogni sono esplosi e i servizi continuano in Veneto a contrarsi, e abbiamo sentito l'investimento per la salute mentale, il disagio psichico di adulti e bambini in Veneto è tra gli ultimi delle regioni italiane. L'ultimo dei nostri argomenti è il personale sanitario, perché se noi abbiamo la struttura di un sistema sanitario regionale che è paragonabile a una Ferrari, i professionisti sanitari sono il motore di questa Ferrari, e noi stiamo perdendo il motore ogni giorno, quindi stiamo facendo diventare la nostra Ferrari una scatola dotta. Che cosa ce ne facciamo di un'auto senza motore? Per quanto la struttura sia bella, diventa un soprammobile. I professionisti sanitari fuggono dal sistema, e in Veneto fuggono molto. E questa cosa è preoccupante, va affrontata, perché bisogna formare nuovi professionisti, nuovi infermieri, nuovi medici, nuovi specialisti e tutte le altre figure. Ma se non arginiamo la fuga del sistema, non riusciremo mai a coprire tutti i bisogni. Quindi per arginare la fuga significa motivazione, valorizzazione, scambio, significa avere piani di sviluppo per ciascuna persona nel sistema, facendo capire l'importanza, perché la banalizzazione dei professionisti fuggono dal pubblico perché nel privato si guadagna di più è una balla, nel senso che sì, è vero, ma non è questo il motivo principale, perché anche 5 anni fa si guadagnava di più nel privato. Sono le condizioni di lavoro che spingono le persone a fuggire dal pubblico, e questa cosa va affrontata urgentemente. E chiudo dicendo che, tanto per dire quanto poco importante è questa cosa evidentemente per la Regione Veneto, non c'è nelle... Ecco, allora, questa dunque è la conferenza stampa del Partito Democratico in corso a Padova per lanciare la campagna appunto del PD a sostegno della sanità pubblica. Torneremo poi a collegarci con Padova, ma ritorniamo nel Ponesine, dove ci porta la cronaca, proprio perché ci sono delle novità per quanto riguarda il giallo della giovane mamma trovata morta nella sua abitazione ad Ariano. Sentiamo.
Si attendono dall'autopsia risposte importanti sul giallo della morte di Rkia Hannaoui, la 32enne mamma marocchina trovata agonizzante martedì pomeriggio dai figli di 8 e 11 anni quando sono rientrati da scuola nella loro casa di Ariano nel Polesine. La giovane donna aveva un piccolo foro alla nuca dal quale usciva sangue. Solo dopo il trasporto in ospedale l'attacco ha rilevato la presenza di un piccolo proiettile che dovrà essere analizzato. La ferita è stata letale perché nella tarda serata di mercoledì Rkia è stata dichiarata morta. Anche la procura di Rovigo, che indaga per omicidio nell'unica nota ufficiale diffusa, parla di ferimento alla testa presumibilmente a causa di un proiettile. I carabinieri hanno sequestrato tutti i fucili del vicino di casa che insieme ai figli della donna ha dato l'allarme. L'anziano è un cacciatore. Da un primo esame sembrerebbe che nessuno di questi avesse sparato. Gli investigatori stanno cercando un'arma più piccola, una pistola o forse uno sparacchiodi. A terra, nel punto in cui la donna è stata trovata agonizzante, non c'era sangue. I figli e i vicini si sono accorti della ferita solo quando hanno girato il corpo. Pensavano avesse battuto la testa. Il marito della donna invece si trovava al lavoro. Una testimone passata in via Fini in auto ha raccontato ai carabinieri di aver visto la 32enne martedì mattina accovacciata a terra vicino ad un rudere intenta a raccogliere uova, un'attività che faceva tutti i giorni. La sua routine era scandita dagli orari di scuola dei figli e da quelli di lavoro del marito. Risalire a che ora e in che punto sia stata colpita potrebbe chiarire molti dubbi. E la cronaca ora ci riporta a Marghera, dove un albergatore l'altra sera è stato barbaramente picchiato da 3 persone che aveva poco prima rimproverato perché avevano urinato davanti alla porta dell'albergo. L'abbiamo intervistato appena uscito dall'ospedale, sentiamo. Mi hanno detto che lunedì devo fare un'operazione qua all'occhio perché ho una frattura. Mi hanno rimandato a casa oggi solo perché sono troppo gonfio per fare l'operazione subito. E mi hanno detto di riposarmi un sacco, che sono fatto di cristallo in questo momento e quindi di fare attenzione. Lunedì rientrerà in ospedale per capire se l'equipe del maxillofacciale di Mestre potrà rioperarla all'occhio sinistro, dove ha subito la rottura dell'arcata sopraccigliare. Così Alessio Wang, l'imprenditore 31enne di Catene di Marghera, dopo essere stato barbaramente pestato a sangue con calci e pugni alla testa, al volto e al collo ed aver riportato fratture ed ematomi multipli facciali da 3 sconosciuti. Mai viste prima d'ora. Erano completamente sconosciuti. Probabilmente anche ubriachi, direi. Senti, comunque che età possono aver avuto? Tardi 20-30 anni, fino a metà dei 30. Al massimo? Sì, massimo, sì. Erano italiani? No, erano dell'est Europa. Episodio di cui ha ricordi vaghi e molto confusi, racconta. Io di per sé, dopo il primo pugno già non mi sono più reso conto di quel che stava succedendo, solo dolore a quel punto. Ho cercato di spingerli via, ma mi hanno assalito in 3 dopo. Questo almeno mi hanno raccontato, perché naturalmente dopo il primo colpo io ero già per terra che mi agitavo e dopo mi hanno continuato a picchiare per circa 2 minuti, 3. Il fatto ieri all'ora di colazione nell'albergo di via Trieste, gestito da lui e da tutta la sua famiglia, quando si stava alternando con la mamma Jin Wei-Fen nel cambio turno. Se penso al fatto che avrebbe potuto fare questo che è successo a me e a mia madre, mi sarei sentito molto peggio. Meno male che si sono fermati con questo, insomma. Cioè, non posso pensare a cosa potrebbe essere potuto succedere. A salvare lui e la madre dalla furia selvaggia dei 3 balordi, l'intervento degli ospiti della struttura, dice. Meno male che c'era gente in albergo, questa è stata la mia vera salvezza. La gente ha iniziato a uscire dall'albergo, naturalmente, vista la folla, hanno deciso di scappare. Consegnato alle forze dell'ordine il numero di targa dell'auto dei 3 aggressori. Vedete lo stato in cui mi hanno ridotto? Secondo voi sono persone per bene queste? Io non lo so. Ecco, queste dunque le parole dell'imprenditore aggredito. Torneremo dopo ancora a Marghera per sentire altre interviste, ma ci chiede la linea da Venezia il collega Filippo Fois, a Venezia, dove si è appena concluso l'importante incontro con il ministro Nordio ed il sindaco Brugnaro per dare una soluzione al problema della carenza di personale al Tribunale. Buongiorno Filippo, a te la linea.
Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo a Ca' Farsetti e proprio su questo tavolo che alle mie spalle è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Venezia. Sul tavolo, è il caso di dire, c'è proprio la carenza di personale che contraddistingue il Tribunale di Venezia, in primo luogo, poi anche altri tribunali del Veneto. Ebbene, con questo protocollo vengono messi a disposizione di personale amministrativo e più in generale di personale giudiziario del Tribunale di Venezia degli appartamenti a prezzo calmierato. È un esperimento pilota, l'ha definito il Ministro della Giustizia Nordio, che potrebbe anche essere esteso ad altre città del Veneto. Ma sentiamo esattamente che cosa ci ha detto. Anche quando hai la disponibilità finanziaria, hai concluso in tempi ragionevoli i percorsi per la nomina dei vincitori di un concorso, bene, hai i posti, hai i soldi, hai la procedura compiuta e le persone non vengono. Cioè Venezia è l'esempio lampante di questo. Abbiamo letto tutti i giornali l'altro giorno, io avevo promesso una trentina di posti, i posti ci sono, chi manca? Mancano gli aspiranti, non vengono. Allora, l'altro giorno, in un'altra occasione, io mi ero permesso di dire, e lo ripeto, guardate, ditemi quali sono le soluzioni secondo voi. Io personalmente penso, se la gente non viene perché a Venezia un caffè costa 1,30 €, mentre a Catanzaro costa 80 centesimi, è evidente che tutti i vincitori di concorsi hanno interesse a restare dove la vita costa meno. E allora possiamo magari dare degli incentivi, addirittura aumentare lo stipendio per chi viene a lavorare in una città che costa di più. Apriti cielo, le gabbie salariali sono incostituzionali, tutto questo non se ne parla, stiamo tornando indietro. Vabbè, troviamo altre soluzioni. Quali sono le altre soluzioni? Facciamo un reclutamento regionale e in questo modo facilitiamo. Ci sono delle obiezioni di ordine costituzionale, ma allora vi è la disomogeneizzazione, scardiniamo l'unità d'Italia, vabbè. Trovatemi voi delle soluzioni, siamo qui, però tutti sanno criticare, ma nessuno sa prospettare delle soluzioni concrete, cioè scritte. Cosa fareste voi al nostro posto? Una di queste l'abbiamo trovata ed è quella di riuscire attraverso, e questo è un esperimento pilota e dobbiamo ringraziare proprio la mia città, anche se io sono trevigiano, di aver trovato almeno un inizio di soluzione, cioè le persone che vengono a lavorare a Venezia hanno la disponibilità di locazioni, di appartamenti a prezzo contenuto, quindi a prezzo stabilito, quindi a prezzo accettabile, direi quasi competitivo, e questo è un modo per incentivare le persone a venire a lavorare negli uffici giudiziari di Venezia. Gutta cavat lapidem, step by step in inglese, poco a poco, passo passo. Questo noi non sappiamo se sia l'inizio della fine o la fine dell'inizio, però è un primo passo di assoluta novità che estenderemo anche all'intera regione. Poi vedremo se è possibile estenderlo in tutto il paese, a seconda anche ovviamente dei prezzi e delle differenze economiche tra le varie sezioni. Ripeto, a me piacerebbe volare alto e parlare della filosofia del diritto di Kant, ma qui stiamo parlando di cose quotidiane, cioè che un impiegato del Ministero della Giustizia in certi paesi d'Italia con quel tot che guadagna vive bene, e lo stesso impiegato con lo stesso stipendio in un altro posto tipo Venezia vive male o non vive affatto, proprio perché le città sono diverse. È vero che la legge è uguale per tutti, ma i prezzi non sono uguali per tutti, neanche le città sono uguali per tutti. Quindi qualche soluzione la dobbiamo trovare. Questo è l'inizio. Avete sentito il Ministro della Giustizia Carlo Nordio nell'intervento registrato pochi istanti fa qui a Ca' Farsetti. Questo potrebbe essere l'inizio della fine o la fine dell'inizio, non lo sappiamo. L'esperimento pilota comunque è partito con questi appartamenti messi a disposizione del personale giudiziario del Tribunale di Venezia da parte del Comune. Con questo per ora da Ca' Farsetti è tutto, vi restituiamo la linea.
Grazie, allora grazie a Filippo Fois per questo collegamento appunto da Venezia con le parole del ministro Carlo Nordio sul problema della giustizia. Noi ora andiamo a Treviso che vede ancora una volta in primo piano la vicenda della sanità sotto attacco. Un medico di base infatti è stato aggredito da un paziente, è accaduto ieri pomeriggio a Pieve di Soligo. Sentiamo. Giuro che ti taglio la gola. Dopo averlo aggredito e strattonato con violenza è arrivata anche la minaccia di morte. Momenti di paura per l'ennesima aggressione a un medico di base, il 42enne Emanuele Del Favaro, nel suo studio di Pieve di Soligo ieri pomeriggio. A colpirlo un 30enne di origini marocchine che esigeva un farmaco a rischio dipendenza senza spiegargliene il motivo. A rifiuto del dottore, che aveva comunque proposto al paziente una soluzione alternativa non potendo prescrivere quel farmaco, l'uomo è andato su tutte le furie, aggredendolo e minacciandolo di morte. Il medico ha mantenuto i nervi saldi ed è riuscito a portare il paziente verso l'uscita, ma a quel punto il 30enne prima si è buttato a terra dicendo di essere stato spinto, poi ha rotto una porta dell'ambulatorio e un estintore, ripresentandosi dopo pochi minuti davanti all'ambulatorio. A quel punto Del Favaro ha allertato i carabinieri, mentre l'uomo si è dileguato. L'aggressione di ieri pomeriggio è soltanto l'ultima di una lunga serie di episodi di violenza ai danni di medici dell'ULSS 2. Solo una settimana fa il dottor Alfonso Feis, 69enne di Codogné, era stato minacciato verbalmente da un suo paziente, fortunatamente senza riportare conseguenze. Ed ora ci colleghiamo con la sede dell'azienda sanitaria trevigiana, dove abbiamo in collegamento Daniela Sizia, che vedo con il direttore generale dell'ULSS, Francesco Benazzi. Buongiorno Daniela. Buongiorno Marta, buongiorno anche ai telespettatori. Come hai detto tu, sono in compagnia del direttore generale Francesco Benazzi. L'avete sentito ora dal servizio, l'ennesima aggressione ai danni di un medico. Dottor Benazzi, purtroppo non è la prima di aggressione ai danni proprio dei medici, questa volta insomma è stato colpito un medico di base. Sì, massima solidarietà al collega che devo ancora sentire, lo sentirò oggi, e devo dire che queste aggressioni purtroppo fanno male perché creano un rapporto tra paziente e medico deteriorato. Ecco, io lo dico ai pazienti, io capisco c'è stato il Covid, ci sono stati problemi, lo capiamo benissimo, ci deve essere un po' come dire di comprensione da parte dell'utente per capire che il medico di famiglia è in prima linea e dall'altra parte un'attenzione particolare dal medico di famiglia perché ovviamente c'è stato un periodo difficile anche per gli utenti e quindi mettiamoci un po' d'amore ognuno da una parte e dall'altra in modo tale da evitare questi conflitti che non hanno senso perché stiamo tutti lavorando per la salute delle persone. È stata un'escalation un po' di aggressioni nell'ultimo periodo anche in ospedale. Cosa si può fare di più? Ma credo intanto noi stiamo facendo dei corsi per i nostri operatori, in particolare il front office, il pronto soccorso, ma anche nei reparti, perché è importante che nella fase di aggressione, cioè aggressione verbale, da parte dell'operatore sanitario ci sia come dire un contenimento non verbale, quindi staccarsi, magari chiamare qualcuno, anche le forze dell'ordine ed evitare comunque il conflitto. E dall'altra parte chiedo a tutti i cittadini veramente di capire che i medici sono pochi perché c'è stata una cattiva programmazione nazionale e quindi di capire che anche loro sono stanchi e hanno bisogno di conforto anche loro da parte dei loro utenti. Ecco, fra l'altro un altro minuto Marta, perché c'è stato un quindicenne che è stato ricoverato prima a Montebelluna, poi portato qui a Treviso, colpito da meningite, da meningococco. Come sta il ragazzo? Sì, il ragazzo è in terapia intensiva, devo anche dire che sono stati bravi i genitori e anche il pronto soccorso a individuare subito dopo la cefalea, la febbre eccetera, la nausea, portarlo subito e ovviamente in reparto, fare l'analisi e capire che era un meningococco. Lui è in terapia intensiva, però è stabile e noi siamo convinti che andrà sicuramente in miglioramento. Stiamo facendo tutte le cose che devono essere fatte per la prevenzione, quindi i 20 familiari che hanno avuto i contatti con lui sono già stati messi in profilassi con antibiotico. Oggi il nostro servizio igiene lo farà anche ovviamente con i 20 contatti vicini che sono i compagni di scuola del ragazzo. Ecco, lei diceva questa insomma
ma è un po' la stagione delle meningiti. Sì, ecco, io lo dico chiaramente, non preoccupiamoci, non allarmiamoci, perché noi ogni anno in questo periodo abbiamo 3, 4, 5 casi di meningite che sono tutti controllabili. L'importante è capire i sintomi, capire subito che c'è il bisogno e quindi portare subito la persona in pronto soccorso, che troverà persone qualificate che sapranno capire subito la patologia e quindi dopo attivarsi dal punto di vista terapeutico. Grazie davvero dottor Benazzi. Se non hai domande, Marta, ti restituisco la linea. Grazie a te Daniela e grazie naturalmente anche al direttore generale dell'ULSS 2. Poi naturalmente vi forniremo ancora questa sera gli aggiornamenti su questi due episodi, il contagio da parte di meningite di un ragazzino di 15 anni, ora appunto l'avete sentito ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cafoncello, e il pestaggio da parte di un paziente di un medico di base a Pieve di Soligo. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Stavamo parlando appunto di violenza nei confronti dei sanitari, con quest'ultimo episodio che è accaduto in provincia di Treviso. Nei giorni scorsi era accaduto a Vicenza, dove un'infermiera era stata aggredita all'ospedale San Bortolo, ferita da un ubriaco pregiudicato, che peraltro si è scagliato anche contro un vigilante ed è stato poi espulso dal questore. Sentiamo quindi le reazioni dei camici bianchi. Abbiamo in collegamento da Vicenza Luisa Bertini con Andrea Gregori del Nursind provinciale, il sindacato appunto degli infermieri. Luisa, a te buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia di Andrea Gregori, il segretario del Nursind di Vicenza, che è il sindacato degli infermieri. Questo perché a seguito dell'aggressione che c'è stata in pronto soccorso qui al San Bortolo l'altro ieri e l'altra aggressione della settimana scorsa, il sindacato chiede maggiore prevenzione. Sì, sicuramente. Allora, questi episodi sono ingravescenti, nel senso che si ripetono di settimana in settimana, quindi è chiaro che c'è un problema reale da affrontare. Le forze dell'ordine sono in campo, anche la sicurezza privata è stata messa in campo, abbiamo visto che purtroppo ne ha avuto le conseguenze anche quella, quindi il deterrente o comunque la difesa non basta da sola. E quindi c'è da fare un grosso investimento anche sul personale per avere degli strumenti di relazione con l'utenza, che è un'utenza che è cambiata nel tempo e che va sicuramente anche educata. Ecco, lei prima mi parlava di un'utenza sempre più impaziente, con alte aspettative. Il Covid ha giocato un ruolo chiave anche in questo? Sì, sicuramente. Nel senso che le aspettative dell'utenza rispetto ai limiti organizzativi che può avere una struttura ospedaliera sono tanti. Sono tante le attese, sono tante la pretesa di risposta immediata anche a problemi di salute che non richiedono una risposta immediata. Quindi noi stiamo scontando all'interno dei pronti soccorso quello che è il mancato filtro del territorio, ed è chiaro che un professionista che deve passare dal raffreddore all'arresto cardiaco ha delle priorità, e su questo l'utenza deve capirne qual è la portata. Ecco, per questo voi chiedete maggiori corsi di formazione anche per gli infermieri, per il personale? Sì, non solo. Pensiamo che debbano inserirsi all'interno del contesto di un pronto soccorso anche delle figure dedicate che si occupano proprio di relazione con l'utenza, che li tengano informati sui tempi d'attesa. C'è tutta cosa che il personale non può più fare, perché sostanzialmente è oberato da un carico di lavoro che sta mettendo a dura prova la resistenza del sistema. Quindi noi abbiamo bisogno di maggiori risorse, di risorse dedicate ad una parte che gli infermieri, gli operatori, i medici non riescono più a fare all'interno dei pronti soccorso. Ecco, io ringrazio Andrea Gregori e restituisco la linea a voi a studio.
Grazie allora a Luisa Bertini e continuiamo a parlare di sanità perché torniamo a Padova. Vedo che si è collegata ora la collega Valentina Visentin con Andrea Martella, segretario del Partito Democratico. Padova che, come abbiamo visto in apertura del TG, ha ospitato la conferenza stampa del PD per il lancio della campagna a favore della sanità pubblica. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, esattamente una mobilitazione regionale, quella lanciata dal Partito Democratico per sostenere la sanità pubblica contro le liste d'attesa. Proprio la riduzione delle liste d'attesa è uno dei primi punti, anzi il primo punto di questa mobilitazione, di questa raccolta firme. Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, quali sono gli altri punti su cui il PD vuole sostenere la sanità pubblica e chiedere alla Regione che intervenga quanto prima? Noi lanciamo questa mobilitazione popolare con una raccolta di firme in tutto il Veneto per chiedere, come lei ha detto, di ridurre i tempi delle liste d'attesa, che sono tempi infiniti. E la salute è anche una questione di tempo, il tempo di avere una diagnosi e di poter fare delle cure. E poi chiediamo di aumentare il numero dei professionisti della salute, medici e di infermieri, a partire dal pronto soccorso, e poi chiediamo di aumentare il numero dei medici di medicina generale, perché succede che poi se non hai il medico di base, come si dice, ti rivolgi al pronto soccorso, ma al pronto soccorso non ci sono i medici, hai dei tempi lunghissimi, e chiediamo che la Regione intervenga perché ci sono troppi veneti che sono costretti a non curarsi o andare al privato, e questo è assolutamente insostenibile. E poi c'è anche la questione della salute mentale, un punto da non sottovalutare, la richiesta di uno psicologo pubblico che possa sostenere soprattutto i disagi anche giovanili che abbiamo visto che dopo il Covid sono aumentati di molto. Sì, è così, se non riesci ad avere delle cure entri in una situazione di difficoltà anche dal punto di vista psicologico e mentale. Questo riguarda sia i giovani che gli adulti, e quindi noi diciamo di aumentare le risorse anche per queste politiche, e purtroppo la Regione Veneto è la penultima regione sulle spese per la tutela della salute mentale, così come purtroppo è la regione dopo la Lombardia che è il Lazio che fa spendere di più i cittadini per la sanità privata. Ecco, c'è qualcosa che non funziona e bisogna assolutamente intervenire. Questo riguarda tutti i cittadini del Veneto, al di là delle appartenenze, degli schieramenti, al di là del partito che votano, ma la sanità è una questione che riguarda davvero i diritti dei veneti. Un dato su tutti, quello che avete dato in conferenza stampa, su 29 milioni circa di prestazioni richieste negli ospedali pubblici, 13 milioni non vengono evase. Non è una questione di mancanza di eccellenza di personale, perché il personale della sanità pubblica è eccellente, ma forse l'eccellenza, dite, manca nell'organizzazione di questo personale. Ma io non finirò mai di dire che noi abbiamo professionisti eccellenti dal punto di vista sanitario e che la nostra è una sanità che può fornire, se si pongono i cittadini nelle condizioni di essere curati, delle risposte adeguate. Il problema è l'organizzazione della sanità, e questo fa capo alla Regione, e questa organizzazione in questo momento non è eccellente, e abbiamo visto prima perché. E se pensiamo che circa la metà dei cittadini, sono i dati della Regione del 2022, 30 milioni circa ci sono prescrizioni per 30 milioni, solamente 15 milioni più 16 hanno ottenuto un'erogazione, e vuol dire che questo è un fallimento del sistema sanitario regionale, perché allora uno si rivolge al privato o peggio è costretto a non curarsi, e questo non va bene, non va assolutamente bene. Allora, ulteriori dettagli su come aderire a questa campagna, a questa mobilitazione del Partito Democratico nei nostri servizi in onda, nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto da Padova e dalla sede del Partito Democratico è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Valentina Visentin per questo collegamento. Noi ora continuiamo ancora con la cronaca, torniamo a Marghera. Abbiamo visto prima l'intervista al ristoratore che è stato selvaggiamente picchiato da 3 giovani davanti al suo albergo, ed ora sono in corso naturalmente le ricerche di queste persone che hanno aggredito pure la mamma del giovane albergatore, mamma che fortunatamente ha riportato solo lievi lesioni. Sentiamo le sue parole. La schiena è battuto sul muro, sulla porta qua, c'è tutto livido sulla schiena. Purtroppo, guarda, mare, quanto sveglio, praticamente svegliandoli con un incubo. Con un incubo, perché ti viene proprio paura. Ora anche passando su strada viene una persona accanto a me passandolo e ti viene paura che uno praticamente ti salta, come se fosse una persona che ti salta addosso. Ha trascorso una notte nera e buia come gli incubi che non l'hanno fatta dormire, visto il pestaggio subito anche da lei. Jean Wei-Fen, mamma dell'aggredito e a sua volta barbaramente picchiata, tutta tumefatta sul corpo e con una grave lussazione alla spalla, scatta di soprassalto per ogni rumore, racconta, ha paura di ogni persona che le si possa avvicinare. In 19 anni di attività non è mai successo un fatto di tale gravità, dice. Ti fa paura, cioè ti viene un incubo veramente così. Soprattutto io, insomma, in queste condizioni sarebbe ancora buono, ma mio figlio l'ha fatto praticamente male. Il suo appello a prefetto, sindaco e forze dell'ordine affinché la tutela non sia un diritto dimenticato. Noi vogliamo una tutela, diciamo, che non succede a altre persone come noi, cioè di vivere su un incubo. Cioè, magari sperando con questa intervista, con questo le giornali che noi le abbiamo fatto, spero per le prossime persone che non si capitano una cosa del genere, ma per tutti, per familiari, per figli, per madre, insomma per tutti quanti, che deve stare tranquillo, insomma vivere, ma lavorare, vivere, ma anche deve essere tranquillo. E dopo l'aggressione al giovane gestore dell'hotel Autostrada di Marghera e l'intero quartiere di Catene che si solleva, qui siamo abbandonati, dicono esercenti e commercianti. Sentiamo. Dalle spaccate notturne che continuano e alle quali i negozianti di Catene hanno quasi fatto l'abitudine, la malvivenza manda in ospedale a suon di pugni un giovane albergatore che reagisce a chi gli sporca l'ingresso dell'hotel. C'è stato un'escalation che preoccupa, perché oggigiorno tutti i negozianti, vista questa cosa, sono preoccupati, perché non hanno più coraggio di niente, nessuno in pratica. Bisogna non reagire. Scusi, buongiorno, lei sta bene? Sì, faccia pure. Questa è la risposta da dare, perché altrimenti rischi che ti pestino. Probabilmente per carenza di mezzi c'è meno controllo del territorio rispetto a una volta. Quindi bisognerebbe avere anche un po' più di riguardo in queste aree periferiche. È difficile che queste cose vengano mai in piazza Feretto. Sbandati di varie nazionalità vagano per la frazione e sfuggono ai controlli delle forze dell'ordine. Ai ragazzotti giovani c'è poca educazione, c'è poco, le famiglie non esistono più e quindi tutto è più difficile da fare, più difficile da gestire. Sicuramente abbiamo fatto un passo di qualità in negativo. Questa operazione che è avvenuta qua davanti alla mia farmacia è stato un passo in negativo. Non resta che subire in silenzio, quindi, per evitare conseguenze peggiori come quelle patite da Alessio Wang, precisa Pizzini. Ai primi di questo mese, a 700 metri dall'albergo all'autostrada, questa pizzeria ha subito una spaccata notturna che ha fatto molti più danni del fondo cassa portato via dal ladro, arrestato poi dalla polizia. Tutti quelli che arrivano in Italia, nessuno si vuole adeguare, si pensano sempre che stanno al loro paese e questo non è possibile e c'è bisogno di un cambiamento, ma presto, perché siamo già in ritardo con tutto. La gente deve vivere normalmente come prima, non come adesso con la paura che ti vengono a rubare, che ti scippano. Non li tollero per niente, anche per le cose che mi sono successe anche a me personalmente in poco tempo. Lo sconcerto è al massimo, dopo una vita passata a lavorare e a credere in una società più giusta. Lei mi diceva prima che una volta era tollerante, ora? Non lo sono neanche un po', sono diventato, non lo voglio pronunciare la parola, ma è un brutto momento, siamo in totale abbandono. E di rinforzi del personale di polizia, in particolare in quelle che sono le aree calde di Mestre e Venezia, ha parlato ieri il ministro dell'Interno Piantedosi in visita appunto alla città lagunare. Sentiamo.
Sicuramente Venezia e il Veneto, come tutto il territorio nazionale, beneficia e beneficerà di iniziative più di carattere generale che il Governo ha preso anche in occasione dell'ultima legge di bilancio, dove ha previsto degli stanziamenti aggiuntivi per alimentare proprio il fondo assunzioni, per alimentare assunzioni straordinarie tale da coprire il turnover e andare anche oltre. Si tratta di immettere personale con maggiore vocazione operativa, personale di giovane età rispetto al turnover con i pensionamenti. Parla di risorse e assunzioni straordinarie il ministro all'interno Matteo Piantedosi, impegni importanti presi di fronte ai diversi rappresentanti delle forze dell'ordine, ringraziati anche per la gestione della manifestazione degli anarchici sabato scorso in Laguna, a sostegno di Alfredo Cospito e di Joan Sorroche, l'attentatore del K3 a Villorba, esplicito poi il riferimento a una delle zone più calde di Mestre e dell'intera regione. C'è una attenzione particolare, l'avete già visto, su alcuni luoghi che sono di particolare sensibilità, penso a Via Piave, famosa insomma. Inevitabile parlare di migranti in settimane caldissime sul fronte degli sbarchi, con Piantedosi che da Palazzo Balbi ribadisce la linea dell'esecutivo. Frenare questo flusso incontrollato e quindi di avere numeri più sostenibili per l'intero sistema di accoglienza nazionale. Stiamo lavorando per fare in modo che non ci sia un impatto soprattutto sui territori. Altro discorso fa intendere il ministro i flussi irregolari. A tal proposito potrebbero esserci altri click day come quello di lunedì scorso. Il governo non ha nessun pregiudizio a prendere in considerazione tutto ciò che può essere di aggiuntivo rispetto a quello che il verificato maggiore fabbisogno del sistema delle imprese. Penso che quello che dice il ministro vada assolutamente nella direzione di dare una risposta alle imprese, ovviamente salvaguardando i lavoratori locali, che ovviamente non è che deve passare l'idea che ci sarà uno switch tra lavoratori locali e nuovi lavoratori. Tutti i nodi affrontati nel giorno in cui Viminale e Regione siglano il protocollo per l'attuazione in Veneto del nuovo numero unico di emergenza europeo, il NUE 112. La transizione verso il nuovo regime durerà qualche mese. Noi abbiamo voluto fino in fondo avere una progettualità come un abito sartoriale, visto e considerato che noi portiamo in eredità un 118 che è un fiore all'occhiello a livello internazionale e dobbiamo essere efficienti come prima. E dopo appunto le parole del ministro Piantedosi sui previsti rinforzi di organici per quanto riguarda le forze dell'ordine, sentiamo le parole di prefetto e questore di Venezia. Un incontro soddisfacente che sostanzialmente in cui il Ministro ha ribadito, ma come già l'aveva fatto nei giorni scorsi, che ha seguito personalmente l'evolversi anche dell'ultima manifestazione, quella degli anarchici, assegnando alla Prefettura di Venezia 550 uomini, anche oggi ha ribadito questo concetto, cioè di una estrema vicinanza, e qualsiasi azione che si renderà necessaria il Ministro sarà ben felice di condividere con noi eventuali difficoltà. Il Ministro ha ribadito quanto già espresso in una circolare di alcuni giorni fa, di dare massima attenzione alle aree urbane a rischio. Questo ha detto, dando massimo sostegno a tutte le esigenze che ci dovessero essere. Ed un cittadino originario dell'Europa dell'Est è finito in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Venezia perché è ritenuto l'autore di 2 rapine avvenute nell'ottobre del 2022 nel quartiere Piave di Mestre ai danni di 2 donne. La tecnica dell'uomo era quella di aggredirle alle spalle e poi di impossessarsi delle loro borsette e degli effetti personali. Torniamo a Treviso ora perché dovrebbe essere previsto proprio in queste ore l'interrogatorio di garanzia per il 36enne arrestato per stalking, accusato di avere perseguitato l'ex compagna minacciata di morte assieme alla figlioletta. Il mio assistito nega ogni addebito, lui si proclama non colpevole, innocente, quindi
in relazione ai fatti contestatigli. Nega ogni addebito Daniel Ionut Nekulae, il rumeno 36enne arrestato dalla squadra mobile con l'accusa di aver perseguitato per oltre un anno una connazionale, appostamenti e minacce di morte rivolte anche alla figlioletta di quest'ultima, mesi di terrore che la stessa donna aveva raccontato ai nostri microfoni. Nelle prossime ore il 36enne avrà un duplice appuntamento con la giustizia. Prima si presenterà di fronte al giudice per l'interrogatorio di garanzia a Treviso, mentre nel pomeriggio è atteso in Corte d'Appello a Venezia per decidere sull'estradizione nel suo paese, dove risulta condannato in via definitiva a 8 anni per reati contro il patrimonio. L'avvocato Giovanna De Rosa lo ha incontrato nel pomeriggio in carcere. Si dichiara ancora innamorato della stessa, pur ciò nonostante non assolutamente nega di averla perseguitata o di averla minacciata. Sarebbe stato molto felice di tornarci assieme perché si sono lasciati da alcuni mesi, ma non sicuramente con delle minacce, con delle persecuzioni. Nekulae dice anche di non c'entrare nulla nemmeno con l'incendio appiccato all'auto della donna nel febbraio scorso. Per la difesa non ci sono elementi per sostenere la sua effettiva pericolosità. La linea è quella di chiedere almeno una misura meno afflittiva, visto che lui è in custodia in carcere, e quindi mi sto adoperando nel cercare un posto dove poter chiedere i domiciliari, anche perché lui conviveva con la signora, quindi fino a qualche mese fa viveva insieme a lei. Il nodo a questo punto dovrà essere sciolto dal GIP di Treviso. Torniamo nel Padovano ora per tornare a parlare dell'esplosione nella villetta di Sant'Urbano costata la vita alla giovane mamma Alina Kreninceau. Sul suo corpo ieri è stata eseguita l'autopsia. Gli esiti dettagliati di tutti gli accertamenti eseguiti si conosceranno tra 60 giorni, ma l'autopsia eseguita ieri sul corpo di Alina Kreninceau, la 36enne moglie e mamma morta nell'esplosione della sua villetta a Sant'Urbano, non ha potuto che confermare che a causare il suo decesso sono state le lesioni riportate nel devastante scoppio della sua casa. Un boato a cui è seguito un incendio che ha toccato tutti i 1900 abitanti del paese, molti accorsi sul posto domenica mattina intorno alle 8 per dare una mano. Era scesa per preparare la colazione per il marito Michelangelo Negrello e i 2 figli di 3 e 9 anni Alina Kreninceau. L'accensione della luce della cucina è il probabile innesco dello scoppio causato da una fuga di gas di cui si sta cercando con esattezza l'origine. Il marito e i suoi 2 figli, tirati fuori dal fratello di lui e da un vicino, si sono salvati solo perché in quel momento si trovavano al primo piano. Un paese che da subito si è stretto attorno alla famiglia, creando un cordone di protezione con il vice sindaco Guido Temporin, che non ha esitato a chiedere l'intervento dei carabinieri per allontanare i curiosi in macabro pellegrinaggio dalla villetta di Via Gorghi. Adesso, effettuata l'autopsia, si attende il nulla osta dal magistrato per poter dare ad Alina Kreninceau una degna sepoltura. È stato affidato l'incarico per l'autopsia dell'immobiliarista trovata morta nella sua abitazione in via Goito lunedì mattina con un taglio alla gola. Verrà effettuata dal medico legale Cindy Visentin. La 57enne è stata ritrovata esanime dal figlio nel seminterrato della villetta in cui viveva insieme all'anziana madre. Aveva una ferita al collo e vicino a lei è stato ritrovato un coltello insanguinato, un quadro compatibile con un gesto di autolesionismo. La polizia scientifica e la squadra mobile hanno eseguito i rilievi, ora l'autopsia chiarirà definitivamente le cause del decesso della donna. Parliamo ora di autismo che è in forte crescita. In provincia di Treviso si registrano dalle 10 alle 12 nuove diagnosi al mese, oltre 1700 le persone, soprattutto minori, seguite dall'ULS. I dati resi noti alla presentazione delle iniziative in vista della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo prevista per domenica prossima, 2 aprile. Ad oggi abbiamo 1255 minori e 455 persone adulte con autismo.
Sono oltre 1700 nella Marca le persone che hanno ricevuto una diagnosi di autismo e sono in trattamento presso l'ULSS 2, un numero in forte crescita. Ogni mese in provincia di Treviso vengono diagnosticati dai 10 ai 12 nuovi casi. Significativi i numeri del centro Samarotto che assieme ai servizi dell'età evolutiva segue questi pazienti. Dai 60 casi del 2015 ai 300 casi in carico di oggi. Questo per darvi solamente un'idea di come sta aumentando l'autismo. Come si spiega un tale incremento? Ci sono molti sottotipi di autismo e la causa ben chiara non è ancora stata definita, precisa la dottoressa Basso. C'è una predisposizione genetica ma anche altri fattori che sono concause nello sviluppare diverse forme di autismo. L'affinatezza della diagnosi porta ad aver avuto un aumento di quella che è la casistica, ovviamente. Allo stesso tempo però quello che è i cambiamenti ambientali che abbiamo, l'inquinamento, l'età stessa dei genitori porta ad un aumento dell'insorgenza dell'autismo. Secondo l'Osservatorio Nazionale, l'autismo si manifesta in un bambino ogni 77 nella fascia d'età 7-8 anni e ciò ha un impatto significativo anche sulla scuola. 492 i bambini e ragazzi seguiti nelle scuole trevigiane. Il sistema scolastico si è attrezzato con corsi di formazione per gli insegnanti ed uno sportello autismo dedicato, ma ci sono anche delle difficoltà. Abbiamo purtroppo un gran numero di docenti precari, per cui può capitare che anche quando si trovano docenti che si sono formati, che hanno fatto esperienza, magari l'anno dopo si trovano a dover cambiare scuola. Assieme a quella di Verona, l'ULSS 2 di Treviso è stata indicata come centro regionale per l'autismo, simbolicamente collocato all'Istituto Gris di Mogliano. Un centro dove c'è la presa in carico del ragazzo, c'è il suo inserimento all'interno delle comunità, c'è la valutazione fatta anche in aiuto con la nostra famiglia e poi anche l'inserimento in laboratori che sono di pittura, di scultura oppure per fare i dolci. Quindi in qualche modo si cerca di creare una rete importante anche con le famiglie. E continuiamo a parlare di sanità con la carenza dei medici di base e la lista d'attesa. Il nuovo allarme arriva dai sindacati. Un appello è stato lanciato da Mogliano. Sentiamo. Noi abbiamo un grosso problema con i medici di base che mancano, sono pochi, non fanno il filtro, si scarica tutto sul pronto soccorso e questa è la più grave necessità alla quale bisogna dare le risposte. La carenza resta cronica in Veneto così come in provincia di Treviso, dove a fine 2022, secondo i dati più recenti dello SPI-CGIL, mancavano all'appello 77 medici di medicina generale. Questo significa circa 115.000 trevigiani senza un'adeguata copertura, 200 i dottori di famiglia persi in un decennio nella Marca, 1 migliaio nel Veneto, con ULSS e Regione che stanno da tempo correndo ai ripari. A Treviso, per esempio, si continua con la ricerca di incarichi provvisori e l'ampliamento volontario del massimale di assistiti da 1.500 a 1.800, numeri e prospettive passate in rassegna a Mogliano da CGIL e Cisle-Will, che hanno lanciato un nuovo SOS generale che riguarda inevitabilmente le liste d'attesa, la salute mentale e una popolazione che invecchia. Sta crescendo nell'ultimo anno il numero di segnalazioni, di problematiche riguardo il tema del funzionamento della sanità in Veneto. La pandemia ha lasciato uno strascico importante che ha bisogno di un nuovo paradigma per essere affrontato. Il tema demografico porta al fatto che nella nostra regione, più anche di altre, le persone stanno invecchiando, c'è un ulteriore bisogno di sanità e anche di assistenza. E se i sindacati chiedono alla Regione una nuova stagione programmatoria, Venezia manda un messaggio chiaro a Roma in materia di trasferimento delle risorse. È chiaro che il post-Covid ci fotografa una sanità in difficoltà, una sanità che ha bisogno di finanziamenti, da qui la richiesta forte a livello nazionale di non definanziare il fondo nazionale ma di continuare a incrementare il fondo nazionale e poi con interventi puntuali che sono sicuramente quelli legati al PNRR e al potenziamento della parte territoriale che deve fare da collante rispetto alla parte ospedaliera.
Ed ora è il momento del nostro primo approfondimento di oggi, peraltro collegato ai servizi che abbiamo anche appena visto, quello relativo alle problematiche dei ragazzi autistici, alle difficoltà in questo caso, in quest'ultimo servizio della sanità, perché parliamo di fragilità psicosociale in modo particolare. Abbiamo qui con noi, e ringrazio per aver accettato l'invito, Anna Corò, che è la presidente di Volontari Insieme, l'associazione che raggruppa tutte le varie associazioni di volontariato che ci sono in provincia di Treviso, e il dottor Gerardo Favaretto in collegamento. Ecco, lo vedo. Buongiorno dottore, docente di psichiatria all'Università di Padova. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, perché? Perché oggi pomeriggio proprio c'è un nuovo incontro della lunga, corposa serie, insomma, che avete organizzato per approfondire quelle che sono queste tematiche. Si entra quindi nel vivo dei problemi e di quelle che sono anche le possibilità di dare un aiuto e un supporto alle famiglie. Certo, questo è il secondo incontro, oggi alle 3 all'auditorium della provincia di Treviso Sant'Artemio, cioè il secondo incontro del ciclo salute mentale nel territorio trevigiano. E grazie all'aiuto del dottor Favaretto, che ci coordina al tavolo tecnico-scientifico, cominciamo oggi con approfondire, partiamo dalle persone fragili. Persone fragili che sono anziani, bambini, non ha età, non ha sesso, non ha colore. La fragilità è qualcosa che colpisce le persone e che le porta ad avere una situazione di fatica a rispondere agli stress quotidiani, alle situazioni quotidiane, e fanno fatica, addirittura arrivano al punto di far fatica di gestire la quotidianità, i gesti quotidiani. Quindi a questo punto è necessario dar loro un sostegno che è ovviamente dato dalla rete familiare, dalla rete amicale, e quando non basta più c'è la tutela giuridica. Ecco, noi oggi partiamo da quella che può essere la tutela giuridica, tutto il mondo delle leggi che avvolgono questa situazione delle persone fragili, cercando di portare un fascio di luce su quello che è l'amministratore di sostegno, questa figura contrapposta, un po' amata, un po' detestata, non gestita nella maniera corretta. Cerchiamo di spiegare e di dare delle indicazioni alla cittadinanza. L'obiettivo fondamentale del volontariato, di tutte le associazioni che si sono messe in rete, perché noi siamo riusciti a costruire una rete attorno alla dipendenza e alla salute mentale, quindi tutte le associazioni del territorio trevigiano che hanno dato la loro disponibilità, vogliono, il loro obiettivo è quello di arrivare alla cittadinanza, di arrivare ad ognuno di noi, alla società, per dare la possibilità di essere formati e informati sugli argomenti in genere e soprattutto sui servizi che le istituzioni possono offrire. Perché c'è un mondo di medici, operatori, psichiatri, e un mondo attorno alle fragilità, però sono servizi che devono essere conosciuti e la cittadinanza ha bisogno di conoscere. Quindi noi, l'obiettivo del volontariato, oltre che da un punto di vista tecnico-scientifico diretto ovviamente agli esperti del settore, è iniziare ad avere un contatto diretto con i cittadini, con la società, essere veramente quel collante che aiuta, quel filo rosso che conduce il cittadino verso le istituzioni, sperando che le istituzioni stiano ad ascoltare e ascoltino le istanze della società. Però se le associazioni cominciano a muoversi in rete e la cittadinanza ci aiuta, si avvicina a noi, noi siamo sicuri che la forza riuscirà a smuovere la parte politica, che è fondamentalmente la parte che un po' gestisce la vita di tutti, e noi avremmo piacere che fosse gestita in maniera corretta, in maniera sana. Quindi quello che il volontariato, i cittadini
rivolgono alle istituzioni è proprio un colloquio, un dialogo, aprire un dialogo su questo percorso di conoscenza, di informazione e di capacità anche di capire quando c'è un momento difficile all'interno di una famiglia, di non chiudersi in se stessi, ma di rivolgersi o a un mondo del volontariato, alle associazioni che sono presenti nei territori o alle istituzioni stesse che sono preparate per questo. Questo è l'obiettivo fondamentale del volontariato, quello che preme di più, e le associazioni in questo stanno lavorando. Stanno capendo che mettersi in rete è la soluzione giusta per dar forza alla voce della società. Praticamente noi dovremmo essere i portavoce, coloro che si avvicinano, che portano le istanze del territorio, le portano all'attenzione delle istituzioni, della politica. Il professor Favaretto in questo ci dà una mano da un punto di vista scientifico che è fondamentale, perché la ricerca e la scienza sono fondamentali in questo. Quindi grazie al dottor Favaretto intanto. Ecco, dottor Favaretto, veniamo da lei, no? Dicevamo docente di psichiatria all'Università di Padova, per tanti anni anche responsabile, no? Del centro di salute mentale dell'ULSS 2 Trevigiana, quindi è una realtà quella di Treviso che lei sicuramente conosce molto bene. Ma entrando nel merito, diciamo, parliamo appunto di fragilità psicosociali. Prima di arrivare a vedere quelle che sono le tutele, quali sono esattamente queste fragilità e quali si stanno manifestando in maniera così evidente in questo periodo? Beh, intanto un saluto a lei e un saluto a tutti quanti gli ascoltatori. Beh, proviamo a scomporre queste parole che magari sembrano così complicate: fragilità psicosociale, tutela, eccetera, eccetera. Il secondo incontro l'abbiamo dedicato pensando a delle situazioni molto concrete. Faccio degli esempi così magari si capisce. Che cosa succede quando una persona non sa amministrare e gestire i propri diritti? Chi è che può e quali sono i meccanismi di aiuto che sono previsti? Devono fare da sole le famiglie? Che cosa deve fare una persona di fronte a problemi come quella della gestione del proprio reddito, della gestione eventualmente di un eventuale patrimonio, grande o piccolo che sia? Cioè, tutte le persone che per qualsiasi motivo si trovano in una situazione di difficoltà nella gestione dei loro diritti, che tipo di riscontri hanno da un punto di vista legislativo? E giustamente lei mi chiede quali sono queste fragilità. È chiaro che queste possono essere di qualsiasi categoria, legate a dimensioni puramente anagrafiche, l'infanzia, i bimbi, ma anche gli anziani, con tutte le problematiche che sono collegate a quegli aspetti di deterioramento cognitivo degli anziani. E questo è sicuramente uno dei problemi emergenti, cioè la tutela e il supporto delle persone che presentano demenza o altre forme di difficoltà dal punto di vista della propria gestione a causa di un deterioramento cognitivo. Certamente hanno poi una vita magari passata e presente in cui devono comunque gestire la loro dimensione sociale. E chi può aiutarli? Come li si aiuta? Quindi fragilità legata appunto alle condizioni anagrafiche, fragilità legata a condizioni che sono intervenute, persone che hanno un disturbo mentale oppure una disabilità alla nascita, che può essere, oppure in seguito a un trauma, in seguito a difficoltà, in cui il loro funzionamento cognitivo non è più tale da poter far sì che i loro diritti e le loro dimensioni di relazione sociale, economica, eccetera, siano completamente gestiti in autonomia. Questo è il punto. Allora oggi vogliamo approfondire la tematica, e lo stesso vale per persone naturalmente che usano sostanze, altra categoria che ad oggi ci mostrano gli esiti di anni, persone di 40-50 anni che da anni hanno utilizzato sostanze e che si finiscono fatalmente poi con trovarsi in una situazione di profonda regressione personale, di incapacità a gestirsi. Allora, oggi vorremmo fare un'operazione di confronto, di discussione. Abbiamo chiamato rappresentanti di tutte queste aree, quindi della disabilità, degli anziani, della salute mentale, delle dipendenze. Non abbiamo affrontato oggi
il problema degli adolescenti, dei giovani, perché sarà il tema del prossimo incontro e quindi già insomma, chi dovesse osservare che quest'area oggi non sarà particolarmente rappresentata, segnalo che nel prossimo incontro invece vogliamo dare piena dignità a questa questione molto grande dei giovani, dei minori e della famiglia, in un certo senso, ne parleremo quindi la prossima volta, ma abbiamo chiamato questi rappresentanti, più avremo la possibilità di avere con noi il professor Cendon, che è colui che ha ispirato la legge dell'amministratore di sostegno e che oggi insomma, è molto attivo e che è il primo a dire che attualmente la situazione giuridica insomma, un po' sta dando dei riscontri positivi, sull'altro versante continua a porre dei problemi. Un esempio su tutti. Per prendere una decisione da un punto di vista sanitario, sociosanitario, parlando sia di salute mentale o anche di anziani, entro o non entro in casa di riposo, i figli vogliono che uno entri, la persona non vuole entrare. Ecco, tutte queste decisioni, per esempio, come devono essere prese? Devono essere prese in maniera coercitiva? Ci deve essere qualcuno che media? Devono esserci dei conflitti? Chi è che si occupa, come dire, di tutelare anche da un punto di vista sanitario e del consenso alle eventuali cure, persone che magari di quelle cure possono non avere piena comprensione. Ecco, quindi sono queste concretamente le cose di cui vogliamo parlare oggi, informare le persone e le famiglie delle possibilità che ci sono, e ce ne sono, e capire nel territorio di Treviso, e da questo punto di vista l'Avvocato Schiavon, la sua associazione di avvocati e amministratori di sostegno ci sarà molto utile. Nel territorio di Treviso com'è che c'è questa realtà? Nel territorio di Treviso ci sono più associazioni, cioè appunto quella dell'Avvocato Schiavon, c'è Picos, ci sono diverse realtà che si muovono in questo senso. Credo che sia molto importante, appunto, come diceva la signora Corò, che la rete si parli, che scambino informazioni, che evidenzi quali sono i problemi e le difficoltà. Ecco, senz'altro, no? E proprio qui si inserisce anche il ruolo delle associazioni di volontariato, perché tutte queste problematiche, no, di cui si parlava alla fine ricadono sulle famiglie, perché poi sempre lì si va a finire, no? Famiglie che molto spesso sono anche disorientate, non sanno che cosa fare, non sanno a chi rivolgersi, non sanno quelli che sono anche molto spesso gli strumenti che possono utilizzare per affrontare queste problematiche. Certo, le associazioni sono le prime che si confrontano con queste realtà di fragilità, anche perché all'interno di una famiglia una sola persona fragile, un solo anziano o un figlio con problemi, porta tutta la famiglia a entrare in una situazione di fragilità. Quindi la presa in carico non è di una sola persona, ma è di tutta la famiglia, e le associazioni quotidianamente affrontano questo tipo di bisogno e gli volontari a mani nude cercano di aiutare le persone, coinvolgendole ovviamente nelle loro associazioni, oppure presentandole ai servizi sociali e facendole prendere in carico. L'importante è sempre un lavoro di prevenzione, questo le associazioni tendono a fare, riuscire a inserirsi nei territori. Le associazioni di volontariato specialmente tendono ad inserirsi nei territori, ad offrire i loro servizi per dare la possibilità alle persone di fare prevenzione, di non aspettare che il caso si concretizzi, ma quando c'è un dubbio di rivolgersi. Ovviamente le associazioni sono le prime alle quali una persona pensa, perché c'è un fattore di intimità. Non sempre le persone hanno così il coraggio di entrare subito nella dinamica pubblica, quindi si rivolgono alle associazioni o a qualche volontario che conoscono, e qua interviene proprio l'associazione, l'importanza dell'associazione, l'importanza di essere in rete, di riuscire a capire che quello che non riesce a fare un'associazione in un territorio può benissimo essere collegata con un'altra associazione più strutturata o che pratica o che ha dei servizi, che offre dei servizi diversi, in modo che non ci sia diversità
tra la gestione di un bisogno tra un territorio e l'altro, che è fondamentalmente tra un comune e l'altro, ma si tende a livellare, le associazioni in rete tendono a livellare la risposta ai bisogni, in modo che non ci sia qualcosa a macchia di leopardo, dove un comune più attrezzato, dove ci sono associazioni più grandi, riescono a dare delle risposte immediate, ma che tutto il territorio abbia la possibilità di essere gestito nella stessa maniera, e la stessa opportunità dovrebbe essere con l'interlocuzione con la politica, cioè la politica dovrebbe essere tutta uguale in questo senso, cioè ascoltare il volontariato, il terzo settore in genere, diciamo, tutti allo stesso modo, non che ci siano delle differenze, capacità di rivolgersi o di risposte più o meno di un comune rispetto a un altro, perché l'importante è dare la sensazione che in qualsiasi territorio tu viva, tu possa avere la stessa risposta. Questo è come è giusto che sia, come dovrebbe esserci. La pandemia dovrebbe averci insegnato moltissimo. Dovremmo aver interiorizzato l'esperienza della prossimità, della capacità di guardare l'altro con un occhio morbido, non pensando sempre solo a noi stessi. Dovremmo alzare lo sguardo e cominciare a buttare il cuore oltre l'ostacolo, la capacità di pensare ai vicini di casa, a delle persone sole che non hanno famiglia, oppure hanno famiglia ma che è occupata in altre situazioni. Cioè la prossimità, quello che si cerca anche di portare nel nuovo welfare, è la parola prossimità, che in sé è ha un significato magnifico, ma la prossimità deve partire da noi stessi, cominciare a guardare gli altri con occhio diverso, cominciare a pensare, a mettersi nei panni degli altri, perché la fragilità è qualcosa che non è una malattia, non è una cosa, cioè qualcosa con cui nasci, è qualcosa di astratto, è un concetto astratto la fragilità. Ma qualsiasi situazione diversa dal nostro routine quotidiano può creare fragilità, un lutto, una separazione, un divorzio, i casi più importanti, ma la perdita del lavoro, una malattia, qualsiasi cosa crea dei momenti di difficoltà, e i momenti di difficoltà si superano solo insieme, solo sapendo che qualcuno ti dà sostegno. Questo è il grande ruolo del volontariato, dei volontari che lo fanno quotidianamente, creare relazione, creare quelle relazioni importanti per cui le persone sanno di non essere sole, sanno di poter contare su qualcuno e di essere accompagnate. È un salto culturale del quale mi rendo conto sarà difficilissimo superare, però è un percorso che possiamo iniziare, anche perché quando noi parliamo di normalità, quando noi parliamo di quotidianità, parliamo anche di queste persone, parliamo di persone disabili, di persone che purtroppo si sono lasciate coinvolgere da droghe, da altre situazioni pesanti, ma la situazione, cioè l'importante è sentire che la società può esserci, come succedeva, come è successo nei 2 anni di pandemia, quando le persone sapevano di essere sole, sapevano di essere chiuse in casa, ma erano anche coscienti che qualcuno là fuori stava pensando a loro. Già il fatto di pensare che qualcuno sia con te, sia vicino a te nella tua situazione, dà assolutamente un grandissimo sostegno. Questo è il salto culturale che noi come volontariato dovremmo cercare di far passare anche come messaggio, di coinvolgere tutta la cittadinanza, di riuscire a coinvolgere tutta la società e a creare un movimento per la prossimità, per ragionare, per vedere le cose da un punto di vista diverso, anche perché la normalità, come dicevo prima, è qualcosa che si costruisce, è cultura, quindi quello che è normale oggi, domani potrebbe non esserlo più. Quindi se noi cerchiamo di cambiare, di costruire una nuova cultura che ci leghi,
che ci dia la possibilità di sostenerci l'uno con l'altro, sarebbe un grandissimo obiettivo che aiuterebbe tutti, anche se non sembra, ma parlare di prossimità, di alterità è un qualcosa che coinvolge sempre le persone e dovrebbe dare dei grossissimi spunti di pensiero e di avvicinamento alla realtà anche alla parte politica che legifera, che pensa a noi, e il punto di contatto tra società e politica è proprio questo cambiamento, perché il volontariato non è contenimento o calma piatta nel fare che le cose siano sempre tranquille. Il volontariato è movimento, non è il mare alla risacca, l'onda piccola. Il volontariato è ciò che crea l'onda grande, l'onda lunga, l'onda che crea contrasto. Mi piace pensare che le persone riescano a muovere i propri ideali esattamente quando il mare si ingrossa, riesce a muovere e ha forza e si fa ascoltare, perché il rumore del mare tu lo ascolti molto, ma molto volentieri. Il volontariato dovrebbe servire a questo. Ed è un'immagine molto bella anche questa che ci ha lanciato, ma con questi esempi anche ci ha fatto capire chiaramente che tutti noi possiamo essere fragili, non lo siamo magari in questo momento, ma lo potremo diventare in seguito all'avanzare dell'età, in seguito ad una malattia, in seguito a tantissimi eventi imprevisti e imprevedibili che possono accadere nelle nostre vite. Dottor Favaretto, in questo senso si parlava anche di tutele, no? Di tutele e di prevenzione. Come possiamo fare tutti noi, come dire, a mettere le mani avanti, no? in questo senso, perché abbiamo capito che tutti noi potremo un giorno diventare fragili, avere bisogno degli altri. La pandemia, appunto, si diceva, ce l'ha dimostrato chiaramente. La nostra società sta andando però in una direzione diversa, famiglie sempre più unipersonali, no? Composte da una sola persona, sempre meno figli, anziani sempre più soli, quindi c'è un po' un divario molto profondo tra queste due esigenze. Sì, c'è un divario. Stavo pensando mentre lei diceva, la signora Corò diceva tutti possono diventare fragili, in realtà lo siamo già, cioè ogni persona ha le sue fragilità e il concetto di fragilità è un ombrello che copre in realtà non tanto una caratteristica di un individuo rispetto a un altro, ma un modo di stare nella comunità e nelle relazioni con gli altri diverso da altri modi. Spesso noi risolviamo molte delle fragilità che abbiamo personali semplicemente ignorandole o negando che esistano. Oppure persone magari più strutturate possono esserne consapevoli e avere strumenti adeguati per gestirle. È per dire come la dimensione della fragilità e delle difficoltà faccia comunque parte della condizione un po' anche dell'essere umano rispetto a un'aspettativa invece sociale che tende a dimenticarsi di questa cosa e a giudicarla come inaccettabile, no? Cioè si deve essere sempre perfettamente funzionanti, perfettamente adeguati e se non si è sufficientemente produttivi o competitivi, ecco, questo in qualche maniera può mettere fuori le dimensioni relazionali di comunità. Il fatto è che poi le fragilità certe volte appunto sono molto consistenti, sto pensando in questo caso alle situazioni che esamineremo oggi pomeriggio, che abbiamo citato, sono quelle che comportano di più, ma ripeto, sono fluide da questo punto di vista, potrebbero accadere in qualsiasi momento. È chiaro che il forte messaggio, la signora Corò parlava della cultura, com'è che si fa a creare una cultura? Faccio un esempio anche per essere molto più chiaro. Chi si trova a svolgere ruoli di amministratore di sostegno, che formazione ha, che aspettative ha, che cosa ha nella testa? Cosa pensiamo che sia? Un'attività burocratica o qualcosa che si mette dentro la vita delle persone e si rende conto di entrare in una relazione che poi è anche una relazione umana, emotiva, e che comporta
un cambiamento di equilibri nel sistema di vita della persona. Allora, questo significa creare cultura, cioè la consapevolezza del ruolo che si svolge dentro le relazioni, della necessità delle relazioni, il fatto che nessuno poi ha dentro di sé la risposta perfetta, anche se molti pensano di avercela, nel senso che la convinzione di sapere in assoluto che cosa sia giusto e sbagliato è una delle malattie più diffuse in questo momento, no? Sulla faccia della terra, basta che vediamo quello che succede, insomma, nel senso che la gente si scanna convinta che appunto hanno ragione loro, hanno torto gli altri, ma insomma non voglio allargarmi così tanto, ma è solo per sottolineare come il concetto di fragilità sia prezioso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un sistema di valutazione della disabilità in cui in qualche modo non parla più di disabilità, ma parla di funzionamento, di risorse. Cos'è che funziona? Quali sono le risorse delle persone? Ecco, dovremmo cominciare a pensarla così, cioè quali sono i bisogni e quali sono le risorse e quali sono le qualità di chi dà risposte. Oggi vogliamo approfondire questo aspetto perché dal punto di vista sociale e della dimensione di comunità è un aspetto davvero importante. Grazie, allora io vi ringrazio davvero per essere stati con noi ed averci aiutato insomma, con questa panoramica insomma, a capire qualcosa di più su quello che significa la fragilità psicosociale e su quelle che possono essere anche le tutele. Poi naturalmente chiunque fosse interessato ad approfondire la questione potrà farlo oggi pomeriggio, no? all'auditorium del Sant'Artemio. Grazie dunque ad Anna Corò, presidente di Volontari Insieme, grazie al dottor Gerardo Favaretto, docente di psichiatria all'Università di Padova. Grazie ancora. Noi ora con la cronaca andiamo nel Vicentino, all'Onigo per la precisione, dove c'è stata una spaccata ad uno storico negozio di biciclette che era già stato preso in passato di mira dai ladri ed è stato svuotato dalle bici di pregio. Vediamo il servizio. Una vettura lanciata in retromarcia, la vetrina sfondata e il furto di biciclette di valore, bottino che ammonta a diverse migliaia di euro, poi la fuga. Tutto è successo nell'arco di una manciata di secondi nello storico negozio Cicli Pozza di via Roma all'Onigo. Il tempo di scendere dalle scale una volta scattato l'allarme e il titolare ha solo fatto in tempo a vedere i ladri che scappavano con la refurtiva caricata nel furgone. Verso le 4 di mattina ho sentito un forte colpo e subito dopo ha suonato l'allarme e ho capito subito che stavano tentando un furto, anche perché la stessa cosa l'avevano fatta ancora a novembre. Però diciamo che a novembre non sono riusciti a portare via niente perché sono sceso in tempo, io e il cane, e appena ci hanno visti sono fuggiti. Invece questa volta sono stati molto più veloci, probabilmente hanno organizzato meglio la cosa e il tempo che sono sceso dalle scale e sono entrato in negozio avevano già caricato una macchina e un furgone e erano fuggiti. Oggi al posto della vetrina un pannello in legno e si procede alla conta dei danni. Ho portato via sue 6-7 biciclette, però tutte di valore molto elevato, quindi il danno è molto consistente. Penso che superiamo abbondantemente 50.000 euro. Il problema è che siamo indifesi su queste cose perché purtroppo le forze dell'ordine non è che possono piantonare i negozi tutte le notti, bisogna trovare delle soluzioni, mettere delle serrande e blindarci dentro perché non c'è altra possibilità a questo punto. Ancora nessuna traccia di Walter Figallo, l'anziano di 67 anni che si è allontanato dalla sua casa di Cadoneghe martedì mattina. I vigili del fuoco con i volontari della protezione civile sono tornati anche questa mattina operando lungo le rive del Brenta. Il campo base per coordinare le ricerche è stato allestito nel parcheggio della vecchia chiesa di Cadoneghe. Il 67enne potrebbe essere confuso, hanno spiegato i familiari che stanno vivendo giornate di grande apprensione e tornano a lanciare un appello a chiunque possa avere notizie di lui. Accusarono la preside di aver imposto l'uso della mascherina a scuola durante la pandemia. Genitori no mask condannati per calunnia e falso.
Ecco, dovremmo avere il servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Padova. Vediamo. Guidavano senza aver mai conseguito la patente i 2 minorenni sorpresi a Massanzago dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. I 2, che vivono a Massanzago e Scorzè, vista la pattuglia, avevano tentato di allontanarsi cercando di far perdere le tracce in zona industriale, dove sono stati raggiunti e fermati. Essendo minorenni, sul posto sono stati invitati i genitori. Inevitabili e pesanti le sanzioni, le famiglie dovranno infatti pagare una multa da 5.100 euro. I 2 motorini sono stati sottoposti a fermo per 3 mesi. Ecco, allora noi ora ci fermiamo per qualche istante, vediamo le previsioni del tempo con il meteo, poi la pubblicità, subito dopo ritorniamo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Anticiclone disturbato dal passaggio di alcune perturbazioni atlantiche, tempo in peggioramento sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 31 marzo. Sul Veneto in pianura avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti più nuvoloso. Ci saranno delle precipitazioni più probabilmente nel corso del pomeriggio e a carattere sparso, fenomeni in esaurimento entro sera. Temperature stazionarie minime tra 5 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 12 e i 18 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse in genere deboli su pianura e costa, più moderate invece sulla zona montana e anche abbondanti sulle prealpi. Temperature minime sugli 8-12 gradi, massime sui 13-16 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto nuvoloso con rovesci alquanto diffusi durante la giornata. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 16 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, siamo allo spazio dell'approfondimento politico in vista delle elezioni amministrative di maggio per quanto riguarda la città di Treviso. Abbiamo diversi ospiti qui con noi per parlare di alcuni di quelli che sono i temi caldi della campagna elettorale. Ringrazio e saluto per essere qui con noi Luigino Rancan del Popolo della Famiglia, candidato sindaco, buongiorno. Fabio Pezzato del Terzo Polo, capogruppo della lista, buongiorno. Grazie a lei per essere con noi, e abbiamo in collegamento Gabriele Zanella di Unione Popolare, la lista che appoggia il candidato sindaco Maurizio Mestriner del Movimento 5 Stelle. Buongiorno anche a lei e grazie per essere con noi. Allora, volevo cominciare subito con un argomento diciamo particolarmente caldo in queste ore, che è quello che ha portato anche alla discesa in campo di Luigino Rancan, no? Perché il Popolo della Famiglia in un primo momento aveva detto che avrebbe appoggiato il candidato del centrodestra, il sindaco uscente Mario Conte. Poi avete deciso invece di correre da soli e di scegliere appunto questa via. Innanzitutto perché? Allora, noi siamo un partito piccolo, ma siamo un partito registrato a tutti gli effetti a livello nazionale. Già dal mese di ottobre, nell'ultima assemblea del nostro partito, che abbiamo
celebrato, usiamo questo termine, a Roma, il nostro presidente Mario Dinolfi ci aveva dato delle indicazioni di massima per le elezioni amministrative che appunto dovevano tenersi nella primavera del 2023. E le indicazioni erano queste, che almeno per ogni regione ci fosse un comune dove il nostro partito Popolo delle Famiglie si presentava da solo, in modo da poter esprimere le proprie idee in tutta libertà. Per cui già da ottobre come gruppo, come circolo di Treviso avevamo cominciato a lavorare, stendere una bozza di programma e cercare dei candidati a sindaco da una parte e candidati a consiglieri comunali dall'altra. Grosso modo, dunque, mi sembra il 13 di febbraio abbiamo avuto un primo contatto con alcuni esponenti di Forza Italia, anzi con la direzione di Forza Italia a livello provinciale, direzione voglio dire il presidente Chies, che è il sindaco di Conegliano, Granello, che è il coordinatore per le elezioni di Treviso, e l'avvocato Letizia Ortica, sempre ex assessore comunale per Forza Italia. La proposta che loro ci facevano in soldoni era questa: mettiamo insieme le nostre forze, chiaramente Forza Italia ha un certo peso, noi probabilmente abbiamo un peso molto più leggero, però insomma ci chiedevano di entrare in un'alleanza che doveva comprendere Forza Italia, Coraggio Italia e noi. Abbiamo avuto una serie di 4 incontri a livello ufficiale con quei personaggi che le ho accennato. Allora, ma insomma il nodo del contendere, veniamo un po' al dunque, quello che vi ha fatto... Sì, ma è bella la storia, perché siamo tutti d'accordo, a un certo momento noi diciamo sentiamo il nostro nazionale che ci dà l'ok, e loro dicono sentiamo il nostro nazionale che non gli ha dato l'ok. Per cui dopo 3 giorni dall'ultimo incontro ci hanno comunicato che non si faceva niente, per cui noi siamo ripartiti a riformare la nostra lista con l'idea di fare un nostro candidato sindaco e una nostra lista. Tra i nostri componenti di circolo qualcuno ha detto: ma perché, fallita l'alleanza con Forza Italia, non proviamo a cercare un'alleanza con la lista civica di Conte, che in quel momento si stava formando, tanto che un paio di persone che sono all'interno della lista civica di Conte sono già della nostra area, gente da noi conosciuta che sono entrati, per cui l'idea era questa. La mattina arriva l'idea di Conte, quella che è nota, è uscita su tutti i giornali, di essere favorevole alla registrazione dei figli di coppie gay, e qua è tutto da discutere sulle definizioni. E qua volevo arrivare appunto sì, al tema, adesso ne parliamo, perché tra l'altro è arrivata proprio ieri anche la bocciatura, no, dell'Unione Europea a quella che è stata insomma la misura presa dai comuni, cioè imposta ai comuni italiani. Allora io volevo sentire proprio su questo tema Gabriele Zanella di Unione Popolare, così intanto noi sistemiamo i microfoni qua in studio. Allora, Zanella. No, noi siamo chiaramente e in forma molto esplicita, perché i figli delle coppie gay, delle coppie lesbiche, di situazioni di questo tipo, insomma, non abbiano alcun tipo di discriminazione, abbiano gli stessi diritti, la stessa registrazione rispetto ai figli della cosiddetta famiglia tradizionale, che è tanto cara a molti, ma che insomma non hanno molto probabilmente una visione reale di quella che è la società di oggi, con famiglie monogenitoriali, con coppie che si separano e i genitori biologici hanno un nuovo compagno. Andrebbe, a nostro parere, un po' rotta quella barriera culturale che assimila il legame affettivo necessariamente col legame biologico. Vanno favorite quelle che sono le adozioni e che oggi hanno delle complicazioni insomma inenarrabili. Quindi dal nostro punto di vista questo non è certamente un tema caldo della campagna elettorale.
ci devono essere dei diritti. Io credo che insomma la società sia matura per assolutamente non farne alcun tipo di polemica, solo dei settori, io credo, marginali della società e del dibattito politico polemizza ancora su questo. Credo che insomma siamo tutti abbastanza avanti, abbastanza coscienziosi per capire che non deve esserci alcun tipo di discriminazione, qualsiasi siano le scelte che le persone fanno nella propria vita, e che la cosa pubblica debba operare per il bene di figli e per il bene di chi in qualche maniera si presta affettivamente a crescerli. Per noi i temi della campagna elettorale sono altri. I temi caldi della campagna elettorale sono chiaramente le difficoltà sociali, l'impoverimento sempre crescente, le difficoltà di chi non trova una casa, di chi non riesce a pagare un affitto e di chi si trova in questo momento anche gli assegnatari delle case popolari con spese condominiali ingenti e che non arrivano alla fine del mese. Zanella, ne parliamo dopo, perché è un altro tema che volevamo affrontare, proprio questo della residenzialità a Treviso con tutti i problemi. Ma sulla questione della famiglia e dei figli volevo sentire Fabio Pezzato, Terzo Polo. Allora, io ho sentito i colleghi, allora, premetto una cosa, io ho sempre ho un'idea, appunto sono nato anche all'interno di una famiglia dove avevamo appunto, sono cresciuto con un certo tipo di idee, chiamiamole così, conservatrici. È anche vero che comunque la società oggi si è evoluta, si sta evolvendo e non possiamo far finta che non ci siano delle altre situazioni nelle quali io non sto a me dire, sono delle situazioni nelle quali sono coinvolti, e da là il punto, il focus, bambini, infanti, i quali si trovano di fronte ad una situazione ai quali bisogna dargli un certo tipo di tutela anche. Il tema grosso è che noi, come al solito in Italia, siamo in ritardo su tutto, su quelli che sono i diritti civili, chiamiamo così diritti civili, i grandi temi. Noi appunto vogliamo dare una soluzione quando il ragazzo, il bambino è già grande, è già nato, è già avanti. Qua invece bisogna avere il coraggio di iniziare a dare una risposta all'inizio, da quando nasce. E ahimè, in Italia purtroppo, e qui appunto il collega Zanella diceva giustamente, non è un tema secondo me di campagna, non deve essere di campagna elettorale per quanto riguarda le amministrazioni locali. Certo, però appunto io come amministrazione locale posso anche sensibilizzare un legislatore che sui grandi temi, in primis queste tematiche qua. Però con le ultime indicazioni che sono state date dai sindaci, compreso anche oggi proprio dal presidente nazionale dell'ANCI, insomma finisce per diventarlo un tema di campagna, elettorale. Guarda, io no? ahimè non ho avuto tempo stamattina di leggermi i giornali e chiedo venia. Io dico che però su temi come il discorso della registrazione anagrafica dei bambini, di coppie omogenitoriali, il tema delle adozioni, il tema anche del fine vita, il legislatore italiano è sempre in ritardo. Guardi, io l'altra sera facevo riferimento al tema, il tema Eluana Englaro. Quanti anni fa è stato? Era, se non sbaglio, Presidente del Consiglio Berlusconi. Si è creato un tale cancan mediatico per cui pareva che l'allora Presidente del Consiglio Berlusconi sembrava che risolvesse la questione, venisse risolta nell'arco di una settimana. Dove siamo? Ancora qui. Dove, ahimè, sulle grandi scelte di tipo civile non si ha il coraggio di prendere una decisione. Perché? È inutile dire, ci sono delle divisioni anche all'interno dei grandi partiti, delle grandi divisioni, per cui è meglio glissare. Ecco, questo io dico come amministrazione locale. Spingiamo, ecco l'ANCI, lei giustamente mi ha detto che il Presidente ANCI ha detto deve diventare campagna elettorale. Io dico solamente i sindaci che si impegnano a far pressione verso il legislatore affinché dia una volta per tutte una definizione a quelle che sono le regole del gioco, sempre, ripeto, rispettando e tutelando quello che è il bambino, perché il bambino non è, tra virgolette, si crea in una situazione, in questi limbi che sono molto pericolosi, ma lui non l'ha chiesto di essere messo al mondo.
Tutto qua. Ecco, spero di essere stato chiaro. Ecco. Per chiudere Rancan, voi la pensate in maniera completamente diversa? Perché dobbiamo, è sempre una questione di numeri e di terminologia. Cosa si intende? Quando uno parla di coppia omogenitoriale, cosa intendiamo? Una coppia omosessuale, una coppia di gay maschi e una coppia di lesbiche. Allora il figlio di questa coppia, che io definisco omosessuale, è ben che vada, è figlio di uno dei due genitori. Come fa un sindaco, io sono stato sindaco, come fa un sindaco a far registrare all'anagrafe comunale un bambino come figlio di papà 1 di papà 2, quando al massimo che vada bene è figlio solo di un papà? Quindi andare a invogliare i sindaci a certificare dei falsi anagrafici, perché qua siamo nei falsi anagrafici, credo che dobbiamo spingere il legislatore, come dice lei, ma in una direzione completamente diversa da quello che ha riferito Zanella. Io non ho detto in che direzione bisogna spingerlo. Vabbè, io non voglio entrare nel merito, perché è un tema talmente complesso, perché segue quella che è la complessità della nostra società. Però non ho detto la direzione. Io dico, però bisogna dire, caro legislatore, tu sei là per fare le leggi e per regolamentare, in un senso o in un altro, per regolamentare. Dopo si aprirà il dibattito parlamentare all'interno delle commissioni, i partiti, ma devono prendere la palla. Non puoi lasciare al sindaco, aspetta che faccia una cosa. Cioè, spesso si è lasciata la palla al singolo perché non si ha il coraggio a livello centrale di dare una regola. E quindi ovvio che confusione genera confusione, tutto qua. Sì, non voglio entrare nel merito. Ma anch'io qua non sono qua per fare polemica, sono d'accordissimo. Ma non è questione di polemica, Sì, io sì. non entro, non entra. No, è un tema talmente grande. Insomma, una legislazione nazionale che metta chiarezza, ma bisogna aver che metta coraggio. chiarezza su questo. Manca il coraggio da tanti anni. Da tanti anni, e poi anche sui numeri, ho detto prima, sulla terminologia, che è importante, quando parliamo di matrimonio, di famiglia eccetera, prima dobbiamo chiarire cosa si intende con questi termini. Poi ho detto dei numeri che sono su tutti i giornali, ormai da parecchio tempo, che si parla di 150.000 bambini, figli di coppie omosessuali, come le definisco io, che sono in attesa di essere regolarizzati. Allora, negli Stati Uniti, che sanno dare i numeri meglio di noi, i figli in questa situazione sono, mi sembra, 105.000. Allora noi italiani, che siamo 5-6 volte in meno come numeri rispetto agli Stati Uniti, dovremmo fidarci di questi numeri. Se vuole degli altri numeri, è stata fatta una ricerca un attimino più seria di quello che ci vengono a dire i fautori di questa legge, ipotetica legge, che si parla massimo di 15.000 bambini in questa situazione, che è poco credibile anche questa, perché l'unico dato a livello nazionale che abbiamo è quello di Milano, città che è una città penso importante per l'Italia. Sono 38 bambini in attesa di essere regolarizzati. Se Milano, che è una città di un certo tipo, ha 38 bambini in attesa, quanti bambini possono essere in Italia? Per carità, mi si contesta, anche un solo bambino ha diritto. Certo, ci mancherebbe altro. Però insomma, per fare la legge dobbiamo guardare. Guarda, invece lancerei una proposta che può essere, ecco, secondo me è molto trasversale e secondo me trova terreno fertile in tutti quanti. Spingiamo invece sul tema delle adozioni. Nel senso, questo è un altro tema, ma le adozioni, una coppia vuole adottare un bambino, una bambina, spesso se guardiamo i numeri che sono dati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, c'è proprio delle statistiche pubblicate, non puoi impiegarci 53 mesi di media affinché l'iter si chiuda. Ovviamente, ecco, quello è un altro aspetto. Io potrei essere... Questo è un altro aspetto, esatto. Ed è sicuramente molto conosciuto da tutti coloro che hanno adottato un bambino. Ma io adesso volevo anche affrontare sul tema. Ma senz'altro è un tema di interesse che merita, ma insomma non abbiamo un tempo così infinito e sono tante le questioni che volevo affrontare nel corso del dibattito. Diceva prima Gabriele Zanella,
Antonella, e torno da lei, che i temi che vi stanno particolarmente a cuore, sui quali ci tenete insomma a dire la vostra in questo momento, sono quelli delle difficoltà delle tante famiglie anche a Treviso, per esempio la difficoltà della casa, la difficoltà dell'alloggio. Più volte nei nostri telegiornali abbiamo fatto dei servizi dimostrando come per esempio il centro storico si stia sempre più spopolando di residenti, di come ci sia una notevole emergenza abitativa da parte delle famiglie, soprattutto quelle che si sono trovate in difficoltà economica, a maggior ragione in quest'ultimo periodo. Sì, sono fenomeni, quelli che descrive lei, chiaramente vanno avanti da anni, e la politica che ha governato la città, abbiamo l'esempio di una parte politica e dell'altra parte politica, non ha mai messo un argine, non ha mai avuto politiche serie di progettualità attorno a questi fenomeni che lei descrive, dall'abbandono del centro storico alle povertà che ci sono nei quartieri. Io ricordo che ci sono più di 800 in questo momento domande di alloggio popolare, a fronte di un decimo, un'ottantina, un 70 che verranno assegnate nel prossimo periodo. Speriamo di spiegare. Chiaramente deve esserci un investimento pubblico. Ha capito perché cosa? Vanno posti, va posta in essere una progettualità per rimettere a norma i tanti alloggi pubblici sfitti, si parla di 20-25 di sfitti non agibili solo per quanto concerne il Piscione. Si tratta di dotare i quartieri di una politica seria contro il caro vita, in primo luogo, e questo unisce in qualche misura il tema del sociale e il tema dell'ambiente, di mettere a punto un piano serio legato alle comunità energetiche, legato all'autoproduzione di energia. Si tratta di venire incontro anche con contributi pubblici, con contributi oltre che con investimenti a quelle che sono le situazioni di povertà crescente di famiglie che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, di salvaguardare quanto più possibile il servizio pubblico, sia in termini di servizi che un tempo avevano pertinenza diretta del comune o di società collegate al comune, e oggi con il decreto concorrenza e con le varie misure messe in atto dai vari governi vengono sempre più privatizzati, vengono messi a valore da parte a favore degli interessi privati. E si tratta, io credo, di avere un comune che abbia anche un ruolo vertenziale con le istituzioni, con la regione, con l'ASL, un ruolo di dialettica se necessaria anche risoluta, perché è caro vita anche il non potere per larghissime fasce di cittadinanza far riferimento in tempi celeri a servizi sanitari pubblici, a una diagnostica sanitaria, essere costantemente costretti a rivolgersi alla sanità privata, a quel proliferare di centri diagnostici che ci sono stati negli ultimi anni, tutti privati, e si tratta di un capitolo legato al caro vita, legato alle condizioni materiali delle persone, che non è più sostenibile. Oggi ci sono intere fasce di popolazione, anche fasce lavoratrici, non parlo solo di indigenti, che non ce la fanno più a curarsi. Un comune, un sindaco che è il principale responsabile della salute dei cittadini, noi pensiamo si debba far carico di questo. Allora, sulla tutela dell'ambiente, sul pubblico, sulle questioni sociali e sulle questioni legate alla povertà, noi abbiamo incontrato in questa campagna elettorale, nella fase antecedente appunto alla proposta che facciamo, abbiamo incontrato un senso comune assieme ai 5 Stelle piuttosto importante, insieme al candidato sindaco Maurizio Mestriner, e ci è venuto del tutto naturale insomma presentare una coalizione a sostegno di Maurizio Mestriner, insomma,
e essere presenti come Unione Popolare in questa campagna elettorale comunale. Ecco, allora, adesso sono tanti, no, davvero i temi che sono stati toccati da Zanella per quanto riguarda appunto le problematiche da affrontare. Ora arrivo subito da voi, ma andiamo per un attimo a Porcellengo, perché ci chiede la linea il collega Christian Arboit, perché ci sono stati dei vandalismi. Che cosa è successo, Christian? Sì, esattamente Marta, un aggiornamento di fatto in tempo reale, perché sono stati identificati i vandali che alla fine di febbraio hanno colpito qui in questo cimitero. Ci troviamo per l'appunto a Porcellengo di Paese, tombe di fatto profanate, divelte, fiori buttati qua e là, una serata di totale follia. Tra l'altro poi è stata colpita quella sera anche una casa qui nelle vicinanze con delle uova marce. C'era stato anche un alterco verbale tra questi vandali che poi sono stati identificati e il proprietario di casa. Proprio la testimonianza del proprietario di casa ha permesso ai carabinieri, alle forze dell'ordine di risalire a questi due ragazzi. Sono ragazzi minorenni di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che adesso ovviamente sono accusati di danneggiamento, ma soprattutto di vandalismo, di atti vandalici sulle tombe, e quindi è un'accusa particolarmente grave e sanzionata dal codice penale. Ovviamente i carabinieri si sono mossi con la Procura della Repubblica dei minorenni e quindi adesso si aprirà anche la fase processuale. Lo ripeto, una serata di follia. Adesso sono appena arrivato qui sul posto, cercherò alcune testimonianze per capire insomma se si sia trattato soltanto di un fatto isolato o se quei fatti, se quei raid vandalici andassero avanti da più tempo. Per il momento, Marta, da Porcellengo è tutto. Questo di fatto, te lo mostro, è il cimitero che è stato vandalizzato vicino appunto alla chiesa. È una zona molto tranquilla, una zona residenziale, e in questa zona residenziale appunto è stato colpito anche quel proprietario di casa che ha avuto questo alterco verbale con i ragazzini poi individuati dai carabinieri. Ma adesso appunto la palla passa alla Procura della Repubblica dei minorenni. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Christian, buon lavoro, grazie per questo aggiornamento di cronaca. Noi siamo sempre insomma sul pezzo per quanto riguarda la cronaca. Peraltro questo, quanto accaduto a Porcellengo, ci offre lo spunto, anche magari ne parliamo tra poco, per allargare la riflessione a quanto sta accadendo anche a Treviso, perché lo sappiamo, no? Come purtroppo abbiamo visto in questo caso sono ragazzini minorenni, quindi giovanissimi, come purtroppo giovanissimi siano protagonisti di tanti sgradevoli episodi di cronaca anche in città, anzi soprattutto in città, Treviso in particolare il sabato pomeriggio, e di questo ne parliamo dopo. Vengo da lei ora Pezzato per affrontare un po' il problema, no, di cui si diceva prima, della residenzialità, della difficoltà, no, di tante persone, di una città che si sta soprattutto nel centro lentamente spopolando. Guardi, allora, guardiamo i dati. Allora, quindicina d'anni fa Treviso, il centro storico, viaggiava attorno ai 19.000 residenti. Adesso siamo, penso, poco più di 6.000, siamo attorno ai 6.500. Allora, il tema... Allora, ho ascoltato quello che Gabriele Zanella, la parte relativa alle residenze, e secondo me si parte da una confusione iniziale. Allora, la residenzialità, allora, un conto è l'edilizia popolare. Io non posso, allora, all'interno di un centro storico è difficile spingere le persone all'edilizia popolare. Un conto è l'edilizia popolare, ma ahimè a Treviso l'edilizia popolare è destinata esclusivamente alle emergenze.
è un'edilizia sostanzialmente emergenziale. Per cui anche le proposte che sono state fatte anche dal PD stesso di aumentare la riserva delle percentuali del patrimonio popolare alle coppie giovani, secondo me non ha senso, alla luce del fatto che quando in passato sono state presentate da giovani coppie, è stata fatta richiesta bando per case popolari da giovani coppie, sapete quante domande sono arrivate? 0. Cosa significa questo? Che ovviamente, piaccia o non piaccia, quel tipo di edilizia che sostanzialmente è ormai diventata emergenziale non ha appeal su giovani coppie, su una, lasciatemi il termine che non vuole essere discriminatorio nessuno, una residenzialità normale. Io devo andare a investire su un altro aspetto, che è un po', la chiamiamola così, l'edilizia convenzionata. Alla luce di cosa? È inutile, vediamo tutti, centro storico, ma anche appena fuori mura. Ci sono dei prezzi proibitivi, cioè ci sono alloggi, case, appartamenti. Nuovi alloggi e ristrutturazioni sono tutti per persone veramente molto abbienti. Guardi, no? o sei Paperon dei Paperoni, cioè quando inizi a parlare di un appartamento per quanto poco che viaggia attorno ai, se ti va bene, in centro storico, nuovo sto dicendo, 5.000 al metro quadro, 5, se ti va bene, 100 metri. Dico, è tanto. Allora dico, che quindi mantenendo questo tipo di politica, che tipo di residenzialità ti fa? Non ci sarà residenzialità, perché saranno sempre gli stessi che si compreranno più case, più appartamenti, ma vivono in una sola, non vivono in 10 case contemporaneamente. Io cosa devo fare? Io, qualsiasi tipo di amministrazione che si insedierà, dovrà far sì di attrarre delle coppie giovani, quindi le coppie papà, mamma, 2 figli, cioè persone che possano vivere la città, quindi la vivono i servizi che la città può dare, per cui non abbiamo una città solamente caratterizzata da bar o da locali pubblici, ma magari dove può nascere anche rinascere il piccolo casolino che può darti appunto il servizio a delle residenzialità che vanno all'interno della città, delle intramura. Quindi qual è il tema? Il tema è spingiamo in modo che della residenzialità, di riattrarre residenzialità normale. Come? O attraverso appunto l'edilizia convenzionata, quindi dire creiamo l'edilizia in modo che si possa, calmeriamo un prezzo a, dico io, sparo un numero, 2.500, 2.008 al metro quadro, che tutto sommato riesci ad aprire un ventaglio di più persone che possono accedervi, o se no attraverso anche dei supporti agli affitti, alle locazioni, che è una cosa che tra l'altro il Terzo Polo ha chiesto venisse inserita all'interno del nuovo bilancio, che è stato approvato recentemente. Abbiamo chiesto di aumentare il fondo a sostegno degli affitti. Ecco, cioè questo è il tema. Il tema è oggi Treviso non può essere, il centro storico non può essere una città per ricchi. Oggi è così. O hai veramente possibilità fuori dal comune, perché ci sono degli amici che vivono, qualcuno che sta anche a Cortina, dice tra poco hanno gli stessi prezzi di Cortina. Venezia a momenti in alcune parti costa meno, ma Treviso che cos'ha di così particolare? Bisogna secondo me trovare delle soluzioni per frenare questo trend. Ecco, Luigino Rancani, in questo senso la vostra idea di città? Allora, sì, una città per giovani coppie, per famiglie con bambini sarebbe la città ideale, anzi potrebbe quasi essere uno slogan da mettere sul programma elettorale. Io completerei il discorso che tanti appartamenti in centro storico sono di proprietà di famiglie ricche perché se lo possono permettere, ma sono sfitti, sono lasciati lì, cioè gente che preferisce non affittare col dubbio che chi entra in affitto eventualmente non ha neanche le possibilità economiche di corrispondere a quanto chiesto per l'affitto, quindi preferiscono lasciarli sfitti. Questo è un problema. Si può rispondere con un'edilizia convenzionata
si può rispondere con un contributo del comune, però qua io ho fatto il sindaco, quando sento questi argomenti qua mi rendo conto, so cosa vuol dire un bilancio comunale e quindi quante risorse può destinare un comune a questo, penso molto poco. Poi l'altro aspetto è quello lei è stato sindaco di Mansuelle, sì. Sono stato 20 anni in consiglio comunale, ho fatto anche 5 anni da sindaco e ho fatto anche l'opposizione, quindi conosco un po' i giochi all'interno di un comune. Poi l'altro aspetto è l'edilizia popolare, che di solito è in periferia. E qua, essendo stato medico igienista a livello di Oderzo, ho avuto modo di fare i cosiddetti sopralluoghi per l'agibilità o meno di questa edilizia popolare. Per carità, dico, appartamenti dignitosi non voglio discutere, però mi sono accorto anche chi sono i destinatari di queste edilizie popolari. Anche lì andrebbe messo un attimino mano su questo. Gli ultimi episodi qua del comune di Treviso, con occupazione di alloggi popolari sfitti e via dicendo, con una graduatoria di aventi diritto a questi alloggi popolari che è stata falsata, mi sembra, nel senso, non voglio accusare nessuno, ma sono saltate delle teste per quanto riguarda la compilazione di queste graduatorie. Ecco, lì andrebbe messo un attimino di ordine nell'edilizia popolare, nelle graduatorie e chi gestisce l'edilizia popolare. Chiaramente l'obiettivo nostro è di quello di favorire non coppie singole. Ad esempio, parlo di Oderzo, ci sono degli appartamenti che vengono o affittati, venduti, uno vende a chi compra, ma vengono affittati solo da single a single, cioè mini appartamenti sistemati bene, acquistati da chi ha la possibilità di acquistarli in blocco e vengono affittati soltanto a singoli o al massimo a coppie che non hanno bambini. Ecco, questo dobbiamo entrare, cioè se il comune può a livello regolamentare entrare su questi argomenti, credo che sia una cosa veramente utile e importante. Allora, posso lanciare una proposta proprio in questo tema? Ecco, il comune, secondo me, essendo comunque il soggetto che regolamenta l'urbanistica del territorio, decide lui che tipo di indirizzo dare. Allora lancio già una proposta, ma perché il comune, secondo me appunto, lo può fare se lo vuole, ci vuole, come sempre sappiamo che c'è la volontà politica che alle volte ha la meglio su quelle che possono essere delle criticità di bilancio. Perché non prendo un vecchio stabile, lo compro, lo gestisco, lo ristrutturo da destinarlo a un certo tipo di residenzialità. Certo, dopo troverò le soluzioni, le do appunto riscatto in affitto in conto riscatto finale o coinvolgo gli assegnatari, cioè creo un qualcosa per creare una best practice che dopo può essere ripetibile anche in altri. Sono io comune che decido cosa voglio che ci sia nel mio comune e come voglio, altrimenti se sto lì a guardare e subisco, secondo me bisogna attivarsi in questa cosa qua. Ecco. In sto modo anche ristrutturo degli immobili che non cito quartieri perché sennò sarebbe offensivo, qualcuno può sentirsi offeso, ma sono dei quartieri che francamente ci sono degli immobili o dei palazzoni che dico sono propresi, allora magari su quello io potrei anche concentrare un'azione sperimentale del comune. Tutto qua, ecco. Questa è una proposta. Un altro argomento che volevo affrontare con voi e che è di grande attualità proprio in queste ore sulle pagine di tutti i quotidiani di trevigiani di oggi è quello dei profughi, perché è previsto l'arrivo di nuovi migranti a Treviso. La prefettura si sta già muovendo per individuare spazi, c'è l'ex caserma Serena, altre soluzioni che si dovranno in qualche maniera individuare. Si parla di circa 400 persone che dovrebbero arrivare nell'intera provincia. Allora ne parliamo tra pochissimo, andiamo prima in pubblicità, pochi istanti, poi torniamo in diretta. A tra poco.
Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, dibattito politico in vista delle elezioni amministrative di Treviso. Stavamo parlando di migranti e profughi, con i nuovi numeri di quanti dovrebbero arrivare proprio nella Marca nelle prossime ore. Ricomincerei il giro andando da Gabriele Zanella, Unione Popolare. Allora, il tema dei profughi viene spesso agitato e viene agitato in maniera spesso ingiustificata, sempre facendo riferimento a quelli che vengono dal mare. Innanzitutto vorrei sottolineare che la gran parte dei profughi arriva da terra. Basti pensare che nei primi 3 mesi di guerra in Ucraina sono arrivati gli stessi profughi che sono arrivati nei 3 anni precedenti dal mare. Quindi vorrei sottolineare prima di tutto che è bene non alimentare il fatto che si vada in giro per il mondo a fare danni per poi togliere le case alle persone, togliere alle persone le condizioni per vivere dignitosamente. Quindi prima di tutto è necessario, da questo punto di vista, che si attivi un processo di pace, un processo diplomatico, un processo che consenta alle persone di vivere in tranquillità nei loro paesi. Questo vale anche per tutte le guerre, non solo quella dell'Ucraina, ma anche quelle presenti, i vari conflitti presenti nel mondo, in Africa in particolar modo. È chiaro che se uno lascia la propria terra è perché ci sono delle condizioni spesso messe in atto dall'Occidente che non gli consentono di vivere in sicurezza e in condizioni materiali dignitose, in condizioni necessarie per poter appunto vivere nel proprio paese. Per quello che riguarda l'accoglienza, anche qui spesso i numeri, insomma, lei oggi li ha citati, ha fatto bene, perché 400 profughi in provincia di Treviso sono una persona ogni circa 2500 abitanti di questa provincia. Cioè, quando si narra di un'invasione, si narra di una cosa che non esiste. Basti pensare che molto spesso le associazioni datoriali chiedono un aumento dei flussi migratori perché poi li vogliono sfruttare in condizioni al ribasso rispetto a quello che sono i contratti di lavoro, a quello che è la dignità e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Allora, da questo punto di vista, innanzitutto io credo che si tratti di mettere in piedi un'accoglienza seria e con una progettualità, ciò che non c'è stato appunto nei decenni precedenti, con una progettualità che consenta dei livelli di formazione per il lavoro, con una progettualità che consenta non il fatto che vengano stipati nelle caserme, ma il fatto che ci sia un'accoglienza diffusa da parte delle famiglie, che si possano costruire in qualche misura una vita autonoma, che sia in questo paese, che sia come avviene molto più frequentemente in altri paesi dell'Europa, perché l'Italia viene colta come un punto molto spesso, quasi sempre di passaggio, per poi emigrare in Francia, in Inghilterra, in Germania o in altri paesi. Allora, questo credo si tratti, non facciamola, veramente è una realtà, quella delle migrazioni, ineludibile per molti aspetti, per altri aspetti prodotta dai danni che l'Occidente va a fare nel terzo mondo e nei paesi oggetto insomma di guerra. Passa per le guerre, passa per il fatto di depredarli delle loro risorse e in qualche misura io credo dobbiamo primo essere portatori di un modello di sviluppo egualitario e che veramente non vada a sfruttare questi paesi. In secondo luogo, rispetto a quelle parti ineludibili del fenomeno migratorio, dobbiamo veramente
attrezzarci per consentire a queste persone una vita dignitosa e una vita, io credo, anche qui come nel tema precedente dei diritti civili, penso che la società sia molto più avanzata e sia molto più aperta di come troppo spesso la si narra. Se posso tornare sul tema della casa un attimo, io credo che veramente il tutto passi per un investimento pubblico che vada a fare da calmiere, un investimento rispetto a quelle che sono le fasce sociali più basse che in questo momento non si possono consentire un alloggio, e siamo di fronte ad un impoverimento sempre crescente, e questo faccia da calmiere anche liberando nel mercato e con delle leve che facciano sì che nel mercato ci sia un'offerta molto più dignitosa. Prima sentivo dire 2.500-2.800 euro al metro quadro come obiettivo per una famiglia con 2 genitori e con 2 figli. Guardate che una casa di 80 metri quadri che costa 200.000-220.000 euro di mutuo, oggi non se la può consentire nessuno. Veramente si tratta di avere un investimento pubblico che abbassi molto di più quelli che sono i prezzi dell'abitare. Si sono visti sui giornali negli ultimi giorni ancora nuove proposte di accordo tra la cosa pubblica e i costruttori, come se gli interessi dei costruttori non siano già stati fatti a sufficienza e in eccesso, con il consumo di suolo e con il profitto sempre in mano ai soliti noti. È ora di mettere mano in quelli che sono gli appartamenti pubblici oggi non disponibili, è ora di mettere mano e di far sì che quei 7.000 appartamenti sfitti che ci sono nel comune di Treviso vengano messi a disposizione delle giovani coppie, vengano messi a disposizione del mercato a prezzi molto più accessibili di quelli che ci sono oggi, e questo non può passare per degli accordi con i costruttori che fanno i loro interessi e che non sono disposti a rinunciare al profitto. Questo deve passare. Ecco, allora veramente... Zanella, adesso la interrompo perché dobbiamo terminare il giro sulla questione dei profughi che avevamo appunto detto. Pezzato. Allora, flash semplicemente, Zanella fa riferimento a dei numeri che ho dato io. Ecco, forse non ci intendiamo. Allora, quando si parla di residenzialità in centro storico, Zanella non può pretendere, allora, 2500-2008 è 2000. No, fermo. Allora, 1500. Allora, se pensa che in centro storico nuovo possa arrivare a 1.000 euro, 1.200 che può stare, va bene. Bontà divina, ecco. Comunque, vado avanti con i discorsi. Che non chiedono va bene. Che chiedono un tetto. Che ci Va sono bene. delle persone povere che Va chiedono un bene, tetto. ho capito. Non c'entra niente comunque con i profughi. Andiamo avanti con i profughi. Allora, la questione dei profughi. Allora, ogni anno riviene fuori la stessa, è da anni che ritorna fuori la stessa questione. Sbarchi, poi sempre solito, questa è la stagione ahimè, dove appunto per mare i mari appunto sono più appunto utilizzati per... Allora, che dire, è l'ennesima conferma che le politiche finora, sono mai state fatte delle politiche sull'immigrazione, hanno fatto acqua, hanno fatto cilecca. Ed è l'ennesima conferma di un altro grande tema. Prima facevo riferimento ai grandi temi civici, civili, il fine vita, il discorso appunto dei bambini. Qui l'Italia è un altro tema dove l'Italia ha paura di affrontarlo a 360 gradi. Non si fa altro che procrastinare e ogni anno siamo sempre qua. Sbarchi. Allora, due sono le cose. O ci sono degli inetti che non hanno idea di come risolvere le cose, o due, penso che ci sia, e penso sia più la seconda, ci sia una parte di chi anche oggi siede alla maggioranza di governo che ha tutto l'interesse a tenere questa situazione di confusione per creare paura nelle persone. Sembra quasi che
l'immigrazione sia, come giustamente in questo caso diceva Zanella, sia solamente quella per mare. Invece ci sono altri tipi di immigrazione. Però i giornali, le cronache dei giornali oggi parlano di 400, di migliaia ieri, di migliaia di profughi che sono sbarcati e dei quali l'Italia deve farsi carico. E ci troviamo sempre in una situazione di emergenza a dover prendere queste persone, perché attenzione, non sono carne da macello, perché tutti sono visti un po' come... Sono delle persone che vengono qua e noi è dovuto a prendere e dire le assegniamo nei vari territori che possono accoglierli. Per cui, prima cosa, ci piacciono o non ci piacciono i 400 profughi, bisogna farsene una ragione, tra virgolette. Il prefetto deciderà e li assegnerà nei vari territori. Treviso ne avrà un po', Vicenza ne avrà altri, Oderzo se non sbaglio ne avrà altri, e via li dividerà. Dopodiché, e questo faccio un sorriso, che qualcuno faccia pace con se stesso. Da una parte hai questo ostracismo alla gestione dei profughi o comunque ad una buona gestione sull'immigrazione. Dall'altra hai l'urlo disperato, l'appello disperato di Confindustria, degli imprenditori che chiedono maggiori immigrati perché non trovano lavoratori qua in Italia. L'abbiamo visto col Click Day l'altro giorno, no? Allora io dico, guardate, questo. Lo vediamo appunto chi lavora con le imprese, col mondo imprenditoriale. Io allargo le braccia e dico che qualcuno faccia pace con se stesso. Da una parte sono visto come Satana, dall'altra sono viste come, permettetemi il termine, come la Madonna, ecco, questi immigrati. Per cui ditemi voi, solito discorso, ritorniamo al solito discorso, politiche serie su temi seri, non si è mai voluto intervenire seriamente. Ecco, allora abbiamo davvero poco tempo ancora. Rancan, su questo tema dei profughi. Una proposta. Io l'estate scorso ho ospitato una mamma ucraina con bambina profuga. Ho ospitato per mesi, prima in albergo per sistemarla, poi a casa mia, poi a casa di mia figlia, poi a casa di una famiglia amica. Come medico ho assistito altre 2 signore con bambini che abitavano in case vicine che i medici di base, tra virgolette, si rifiutavano di assistere. Prima esperienza. Queste signore, 3 famigliole, sono tutti rientrati in Ucraina. Seconda esperienza, ho un'esperienza africana, in quanto presidente di un'associazione di volontariato, abbiamo lavorato Burkina Faso, Benin, Togo, Camerun, e là ho conosciuto la realtà da dove partono questi immigrati. Allora, il povero non parte. Il povero che non ha neanche l'euro per comprarsi il panino, di sicuro non parte, non va a attraversare. Che partono sono quelli che hanno dei soldi da spendere. Allora, se volete una definizione di questi che hanno dei soldi da spendere, che partono attraversano il Sahara e dalla Libia pagano 3, 4, 5, 6 mila euro per avere il posto sul barcone, sono stati definiti da gente del posto avventurieri. Arrivo alla proposta, che l'ho già fatta in un altro dibattito durante le politiche di settembre, cioè dobbiamo cercare dei contratti, cioè far venire la gente che serve all'Italia, non questi avventurieri che partono da là. L'esperienza che ho avuto in certe, ma proprio in Africa, che sembra impossibile, ci sono delle scuole di formazione professionale a tutti gli effetti, cioè se a questa scuola che avrà 200 ragazzi di 15, 16, 17 anni arriva da Treviso, dagli industriali di Treviso, una proposta per occupare 50 elettricisti, 20 idraulici, non so quello che è, questi ragazzi partirebbero volentieri, partirebbero con un contratto, dovrebbero trovare un alloggio decoroso e sarà l'imprenditore che si farà carico di questo. Ecco che allora veramente avremo dei nuovi italiani che possono arrivare qui. Finché ci affidiamo un po' al caso, a livello di... e diventa solo un assistenzialismo, ma proprio un assistenzialismo povero che va a danno degli stessi immigrati. Grazie, allora io devo chiudere, grazie a Fabio Pezzato, Terzo Polo, grazie a Luigino Rancan, Popolo della Famiglia, grazie a Gabriele Zanella di Unione Popolare, grazie naturalmente a tutti voi telespettatori che ci avete seguito da casa, un buon pomeriggio, arrivederci. Buongiorno.